Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Staremo insieme come sempre fino alle 10:15. Gli ospiti che saranno con noi: Angelo Lippi di Futuro Nazionale e Tiziana Cimolino di Alleanza Verdi Sinistra. Il numero di telefono a cui potete chiamare per intervenire è 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare le vostre email. Potete chiamare e potete inviare le mail quando lo desideriate. Vediamo subito quello che ci dice il sito dell'Osber per quanto concerne il meteo. La situazione generale: un marcato anticiclone africano farà fluire aria molto calda verso il Friuli Venezia Giulia, determinando un'ondata di caldo. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile per cumuli e qualche velatura. Farà caldo con temperature sopra la media del periodo e ci saranno venti di brezza per quanto riguarda oggi. Per domani su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso, sulla zona montana nel pomeriggio sera possibili locali rovesci o qualche temporale, caldo afoso con temperature marcatamente sopra la media del periodo e venti di brezza anche per domani. L'evoluzione per domenica: cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali, più probabili sulla zona montana. Farà caldo con afa, specie nel pomeriggio in pianura e anche di notte sulla costa. Di giorno brezza, ma in tarda serata soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale. Questa è la prima pagina del Piccolo. Allora, crisi, per quanto riguarda le crisi internazionali, subito sotto la testata: raffineria vicino a Mosca distrutta da droni ucraini, il Cremlino risponderemo. Pordenone 2000 in piazza per difendere il lavoro, Electrolux non si spegne. Pallacanestro Trieste, il tempo stringe, neanche Brescia è iscritta, giallo su Matjašić a Roma. E poi da Gorizia la candidatura, il pensiero di Basaglia sia patrimonio UNESCO. Movida. Sorvegliata speciale è invece il titolo di apertura, il titolo centrale della prima pagina. La Regione stanzia 3 milioni per consentire alle associazioni di categoria di bar e ristoranti di ingaggiare addetti al servizio di vigilanza. Stasera l'esordio a Trieste con 12 operatori schierati nelle strade più affollate e caotiche, Udine e Pordenone a ruota, Gorizia esclusa. Poi per quanto riguarda le cronache, oggi il corteo antifascista, c'è la CGIL, non c'è il PD. Pazienti deceduti, campanile Asugi in Cassazione, c'è un doppio ricorso per il caso che conosciamo, poi c'è una nota sul teatro romano. Ancora nella parte bassa, Verdi, la stagione lirica al via con Wagner, i concerti sinfonici da settembre a maggio. Andiamo adesso alla pagina la prima pagina del Corriere della Sera, subito sotto il titolo una polemica che riguarda Venezia, super ticket a 50 euro e poi una intervista con il figlio adottivo di Raffaella Carrà che lo adottò appunto quando scoprì la malattia. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni su una raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale, Rutte parla di una svolta sul campo, Mosca risponde inviando missili sull'Ucraina. Per quanto riguarda la maturità e il tema di italiano, da Pavese a Saragat i ragazzi scelgono un brano di Calabresi sul valore della fatica. Garlasco, la madre di Sempio, ha tentato il suicidio. Milano ha vinto il suo 32esimo scudetto del basket e poi c'è una intervista, insomma un servizio su Marcel Jacobs che è tornato ad allenarsi a Roma. Allora, io direi che vediamo la seconda pagina del Piccolo, di che cosa parla? Parla appunto dei vigilantes, degli steward. Sulla movida estiva, sul piatto 3 milioni, si parte da Trieste. Allora vediamo il servizio che su questo abbiamo realizzato ieri. Vediamo.
Da questo fine settimana prenderà il via a Trieste, Udine e Pordenone il progetto di presidio della Movida cittadina con steward e vigilanza privata. La sperimentazione durerà inizialmente un mese ed è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso fondi destinati a Confcommercio e FIPE regionali. L'obiettivo è rafforzare la sorveglianza nelle aree più frequentate e sensibili delle città del territorio, dove negli anni si è manifestata la necessità di interventi più incisivi per prevenire episodi di degrado, vandalismo e violenza. Fin dall'inizio l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha precisato che l'iniziativa non punta a sostituire le forze dell'ordine, ma a fornire loro un supporto aggiuntivo nelle attività di prevenzione e controllo. Non è possibile accettare che certe zone della città vengano percepite come insicure. Da qui l'esigenza da parte dell'amministrazione regionale di fare tutto quello che è nelle proprie capacità per poter affrontare questo fenomeno in ausilio alle tradizionali forze dell'ordine. Non possiamo pensare di distogliere continuamente le forze dell'ordine che hanno un compito di controllo del territorio, dell'intero territorio provinciale, semplicemente per la Movida. Nel dettaglio la Regione ha attivato una linea di finanziamento che assegna 1 milione di euro a Trieste, 500.000 euro a Pordenone e 1,5 milioni di euro a Udine. Confcommercio e le federazioni dei pubblici esercenti potranno attivare servizi di vigilanza privata qualora emergesse la necessità di intensificare i controlli nelle ore serali e notturne nelle zone più frequentate. Il progetto è stato presentato oggi nel corso di un incontro che ha riunito prefettura, questura, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, FIPE, Comune e Regione, a conferma del coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e categorie economiche coinvolte. L'addetto ai servizi di controllo di cosa si occupa? Della sicurezza del locale, delle persone moleste, di tutto questo genere di cose. Siccome noi già facciamo molti servizi di Movida, diciamo che loro sono un'antenna in più che ci aiuta a intervenire nei momenti in cui magari qualche cosa da persona molesta può degenerare in persona problematica. A Trieste il servizio partirà già da domani sera. Nel primo mese di sperimentazione, ogni venerdì e sabato 12 operatori presidieranno l'area compresa tra Piazza Ponte Rosso e via Lazzaretto Vecchio. A coordinarne l'attività sarà un funzionario della Polizia di Stato, dal momento che la vigilanza privata opererà a supporto dei servizi già predisposti dalle forze dell'ordine e non in autonomia. L'attenzione non sarà rivolta soltanto al centro cittadino. Tra le aree monitorate figura anche Barcola, particolarmente frequentata durante il periodo estivo. Il 1° di luglio avremo anche un piccolo rinforzo di poche persone che però noi destineremo alla zona di Barcola, nella quale ovviamente in questo periodo si concentra divertimento e un filo di eccesso di divertimento. Allora, vediamo appunto il piccolo, sempre su questo, 12 operatori attivi da oggi, misura da attuare anche negli altri capoluoghi, fondi della Regione, collaborazione con FIPE, Questura, Prefettura. Secondo il sindaco di Monfalcone Fasan è sbagliato escludere la città dei cantieri da questo provvedimento. Ci saranno 55 operatori in più da luglio e agosto, Rizzetto, deputato Fratelli d'Italia, ampie interlocuzioni per centrare l'obiettivo. Intanto la sottosegretaria Savino ha visitato il Viminale. Comparto sicurezza e difesa, presidio a Trieste per il contratto, poi ancora c'è un'intervista con Pisani, che è il coordinatore dell'agenzia coinvolta. Saremo un occhio in più per la polizia in centro, e dice anche non interveniamo direttamente. E la quarta pagina del piccolo ci porta subito sulla politica estera, una pioggia di droni sulla capitale russa, la minaccia di Zelensky. Mosca brucerà con noi, si tratta del più grande bombardamento degli ultimi 2 anni di conflitto, colpita una raffineria, il ministro degli esteri Lavrov. Ci sarà una risposta durissima, il bilancio parla di 17 feriti, tra cui anche 2 bambini di 3 e 10 anni. Scattano in Svizzera i colloqui sull'Iran, Trump contro i critici, chi polemizza è invidioso e stupido, dice Trump. Salta però la cerimonia della firma. E la fuga in avanti di Costa, il Presidente del Consiglio europeo, sulla Russia, spacca i 27, c'è attesa per i negoziati nella città svizzera, attorno alla città svizzera di Lucerna. Polemica tra i cittadini, causa i disagi, per chi vive di turismo vogliamo un rimborso.
Allora, andiamo alle pagine interne del Corriere della Sera, c'è questo consueto inghippo che risolviamo. Allora, le pagine interne però non aprono, non aprono immediatamente con la questione russa, però si parla appunto di Stati Uniti e Iran. A Hormuz tornano le navi, intesa il sì e i dubbi di Khamenei. Molte petroliere passano lo stretto. L'Ayatollah, ho dato l'ok, ma la pensavo diversamente. Trump e le critiche cattivi e stupidi, guardate i prezzi, Vance contro Israele. Il presidente rilancia le parole del Papa. C'è anche una... questo chi è? Abbiate pazienza. C'è anche un'intervista con Messina di Assa Armatori. Noi armatori attendiamo certezze, di nuovo nel Golfo, non vediamo l'ora, ma serve tempo. Ancora, petrolio, crescita, borse, che cosa può cambiare anche per l'Italia? Le previsioni sul PIL potrebbero essere riviste al rialzo, tassi più alti, ma anche possibilità di fare più deficit. Sanzioni, asset, greggio e fondi, l'accordo è il bottino del regime, denaro nelle tasche dei pasdarani, negoziati sull'atomica, i due fronti decisivi sul tavolo della pace. E adesso ci spostiamo in Europa. Gli Stati Uniti taglia le truppe NATO, l'Unione Europea sostiene Zelensky all'unanimità, il presidente ucraino a Bruxelles, Hegseth contro l'Europa, Iran una vergogna non aiutarci. Hegseth è il ministro della difesa degli Stati Uniti. Allora, l'italiano al tavolo dei big, il problema non sono i governi ma le aziende private degli Stati Uniti. I politici cercano intese e soluzioni. Boh, va bene, qua non so come c'entri. Allora, eccoci qua. Il grande raid su Mosca, se l'Ucraina brucerà anche la Russia, il più duro attacco dall'inizio della guerra, le parole di Zelensky, von der Leyen, Kiev è in vantaggio, Rutte, il segretario generale della NATO, parla di una svolta sul campo. Silenzio sulle TV di Putin, panico tra i residenti, pioveva petrolio e Lavrov, colpiremo duro. Lo zar incontra a Kazan i leader dei paesi asiatici. Torniamo un attimo al piccolo, Vannacci sorpassa il Carroccio, alta tensione nel centrodestra, Futuro Nazionale esulta per la rilevazione di U-Trend, ora acceleriamo, e Fratelli d'Italia chiude all'ipotesi dell'ex generale in coalizione, è lui che si è tirato fuori, candidato sindaco di Milano, da domani i gazebo voluti dal leader della Lega. Vi ricordo che sarà con noi Angelo Lippi di Futuro Nazionale, quindi anche di questo parleremo con lui. Ci sono questi sondaggi, vediamo di ingrandire. Futuro Nazionale è dato al 5,9, la Lega al 5,8, Fratelli d'Italia al 27,8, il PD al 22,2, il Movimento 5 Stelle al 12,1, Forza Italia all'8,2, Alleanza Verdi Sinistra al 6,8, Italia Viva al 2,1, Azione al 3,1, Più Europa all'1,6 e Noi Moderati all'1,1. Io vi ho dato i risultati del sondaggio di U-Trend per quanto riguarda tutte le formazioni, eccetto Europa e Noi Moderati, per i quali esiste un sondaggio del 16 di giugno di SVG. Fondamentalmente i sondaggi non danno grosse differenze, quantomeno per i due principali partiti, perché insomma 27,9, 27,8, 22,1, 22,2 non è che ci sia una grande differenza. Salvini nella morsa dell'asse del nord è invece il commento di Carlo Bertini.
C'è poi un'intervista con questo chi è? Con Visentine, che parla appunto della Lega. Questa Lega non va rifondata ma superata, il movimento del Nord, cambiare assetto non basta. Allora, Vannacci ci ha portato voti, Zaia se vuole si esponga, dice lo storico segretario della Lega Gobbo. Allora, ancora avanti, qui siamo invece nelle pagine che riguardano insomma i Balcani. Pirk Musar convoca il governo, richiamo su valori e diritti, il primo incontro tra il Presidente della Repubblica e il Premier Jasna, probabile una difficile coabitazione. Belgrado, strage a scuola, pene esemplari per i genitori del giovane killer. Ecco, questo dà da pensare. Istria Quarnero Dalmazia, stretta sugli alloggi turistici, a Rovigno categoria in rivolta, vincoli e costi aggiuntivi per gestori, stop a nuove autorizzazioni in centro. La protesta dell'associazione, cioè la protesta appunto delle associazioni turistiche, abbiamo investito per anni, ora veniamo trattati così. Allora, qui siamo alla cronaca italiana. Dunque, allora, il fermaglio di Sara trovato su un sentiero spunta una traccia di una delle due sorelline scomparse da giorni in Abruzzo. Ergastolo al vigilante che assassinò 2 donne, Vaillant l'iter per la centrale. Poi c'è la pagina sull'esame di maturità. Fatica e polemiche, 537.000 sui banchi alla prima prova. La traccia più scelta è stata alzarsi all'alba di Calabresi. Scontro per la presenza di una sola autrice donna. Valditara difende la riflessione sull'importanza dei confini. Queste sono le tracce. Vedete che la tipologia A comprende l'analisi e l'interpretazione di un testo letterario di Pavese o di Brancati, la tipologia B che sarebbe, ma non so, insomma, non so se il tema libero, eccetera, Giuseppe Saragat e la Costituente, l'arte di sbagliare con metodo e i confini contano. La tipologia C funziona a meraviglia, uno spunto per ragionare sul senso dell'incanto, e poi appunto questo testo di Mario Calabresi. Pieraldo Rovatti commenta la scuola e la vecchia idea di educazione. Allora, ci sono i vigili, c'è la polizia locale, quindi io direi che prima di affrontare le questioni collegate alla maturità, facendovi rivedere il servizio che abbiamo realizzato ieri, c'è appunto il collegamento con Palazzo San Sebastiano e con noi l'agente scelto Fabrizio Morello, che saluto e al quale cedo subito la linea per quanto riguarda le comunicazioni per oggi e anche eventualmente per domani, se c'è necessità, di viabilità e traffico. Buongiorno agente Morello. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora, inizio dicendo che è stata una nottata particolarmente tranquilla, solamente qualche intervento di routine fortunatamente. Inizio con delle notizie sulla viabilità. Prosegue la chiusura della via commerciale da piazza Casali fino a via Sant'Anastasio a causa di un cantiere che effettua lavori sulla rete idrica. Le nostre pattuglie saranno presenti sul posto già in mattinata per agevolare il traffico nei momenti di punta e poi ritorneranno nel pomeriggio. È stata riaperta la Galleria del Carso in direzione Trieste, che chiuderà poi nuovamente il 23 giugno. Vi ricordo che domani ci sarà il sabato ecologico organizzato da Cegas a Basovizza, ci sono divieti di sosta e fermate presenti appunto per permettere questo, quindi eventualmente chi è in ascolto di non posteggiare nella zona. Questa mattina verrà chiusa, ci saranno i divieti di sosta e fermata nei parcheggi antestanti le rive, quelli riservati alle navi da crociere. Faccio presente che le rimozioni incominceranno dalle ore 12. Infine, per l'ultima notizia sulla viabilità, oggi si terrà un corteo
che partirà dalle ore 18 da Riva Traiana e percorrerà varie vie del centro cittadino con l'arrivo previsto in largo Città di Santos. Naturalmente si prevedono gravi intralci alla viabilità. Noi metteremo in campo un grande dispiegamento di pattuglie per permettere lo svolgimento dello stesso corteo in sicurezza, nel contempo cercare di normalizzare la circolazione il prima possibile. Invece ora passiamo alle manifestazioni. Vi ricordo che continua il Triskel, che è il Festival internazionale della musica celtica nel parco di Villa Revoltella, presenti diversi divieti di sosta e fermata in zona, quindi prestare attenzione. Inoltre dalle 19.55 fino all'1 di notte è istituito un senso unico di marcia in via Marchesetti nel tratto compreso tra la via San Pasquale e la via dei Mille, con direzione obbligatoria verso quest'ultima. Il giorno 20 e 21, quindi domani domenica, si terrà in via San Cilino la prima edizione del Sangio Fest, è un'iniziativa a sostegno del comparto commerciale cittadino e del marketing territoriale. Sarà vietato il transito in via San Cilino da viale Sanso fino alla strada di Guardiella, dalle ore 7 di sabato 20 fino alle 13 del 22. Inoltre sono presenti diversi divieti di sosta e fermata nelle vie adiacenti. Infine, con l'ultima notizia, nella sera del 20 si terrà sul Molo Audace uno spettacolo pirotecnico in occasione dell'inaugurazione della nave da crociera Man Ships, quindi sarà anche un bello spettacolo. Non ho altro da aggiungere al momento, eventualmente per altre novità nel collegamento pomeridiano. Grazie all'agente Morello, noi siamo comunque a disposizione ove dovessero esserci delle comunicazioni, speriamo di no, perché vorrebbe dire che c'è qualcosa che non funziona, ma comunque ci diamo appuntamento alle 13:20. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Allora, torniamo ad occuparci della maturità, perché il Corriere della Sera, che dedica 2 pagine alla questione, è riuscito anche ad avere le percentuali delle tracce scelte. Allora, appunto, il tema tratto da uno scritto di Mario Calabresi è stato scelto dal 23,2%, il 20,7% ha scelto invece di commentare il testo di Franca Furedi sui confini. Funziona meraviglia 19%, l'analisi del brano di Vitaliano Brancati 12,7%, pari alla percentuale che ha scelto di commentare il discorso di insediamento all'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. Scienza scrive, la scienza deve scrivere, la scienza di scrivere per farsi capire 6,5% e invece il commento al testo di Cesare Pavese 5,3%. Allora facciamo così, rivediamo appunto il servizio che abbiamo realizzato noi nella giornata di ieri. Io ringrazio anche fra l'altro il Liceo Scientifico Galilei per averci consentito di effettuare delle riprese anche della prova, e poi torniamo però perché c'è una polemica, anzi ce ne sarebbero 2 di polemiche. Quella del confine come luogo di incontro, dialogo e scambio fra culture differenti è fra le 7 tracce proposte dal tema di italiano per la maturità di quest'anno, quella sulla carta più legata al territorio del Friuli Venezia Giulia. Chissà quanti fra i 9.170 candidati in regione, 4.084 in provincia di Udine, 2.247 in quella di Pordenone, 1.637 in quella di Gorizia, 1.002 in provincia di Trieste l'avranno scelta. Difficile dirlo. Di solito i temi cosiddetti liberi non rientrano fra i più gettonati. Ci aspettavamo qualcosa di più sulla Repubblica, magari anche sul voto delle donne, dato che sono anche 80 anni dalla prima volta che le donne hanno votato, e sono state delle tracce un po' inaspettate, soprattutto anche gli autori, mai sentiti, mai fatti. Al centro del tema letterario Vitaliano Brancati e Cesare Pavese, una scelta che per l'ennesima volta sembra tenere in scarsa considerazione la difficoltà di arrivare ad affrontare gli autori italiani dal secondo dopoguerra in avanti, e sarebbe il caso che una volta per tutte una riforma seria della scuola si occupasse anche di questi problemi. Pavese non scrive, è troppo complicato, però ovviamente noi l'abbiamo fatto in classe. E dopo c'era la parte di produzione scritta che parlava di come gli autori esprimono le loro emozioni nell'arte, diciamo, e nell'ambiente che li circonda, e quindi mi sono votata sull'arte.
Fra le tracce argomentative un discorso di Giuseppe Saragat e temi legati alla conoscenza con riflessioni sul presente, la capacità di osservare il mondo con curiosità e il valore dell'impegno e della fatica nella costruzione del proprio percorso personale. Sì, che ho scelto la B2, sulla scienza, sul progresso. Chiedevano se è possibile per gli adulti tornare ad avere una visione più bambinesca, se possiamo dirlo, cioè tra virgolette bambinesca. Quella sull'Assemblea Costituente, perché l'idea all'inizio era o di storia o politica, essendoci politica ho scelto quella, se no molte scelte altre in realtà non c'erano per me. In ogni caso i ragazzi sembrano già aver archiviato l'esperienza di questa mattina e guardare a domani e oltre. Vediamo domani, per matematica sono un po' più in ansia, ma spero andrà bene. Speriamo per domani, matematica, vediamo quello che viene. Molta paura per domani, però speriamo vada bene. Ansia per domani, soprattutto ansia per l'orale anche, perché hanno già dato le lettere estratte e essendo il primo è un pochino... L'ansia c'è, perché non so molto com'è, non posso andare neanche a vedere gli altri, quindi sì, speriamo che vada bene. Allora, la polemica riguarda il fatto che per l'ennesima volta non ci sono autrici, non è stato chiesto di commentare brani di autrici per quanto riguarda il tema letterario. Sul Corriere della Sera addirittura in due, Gianna Fragonara e Orsola Oliva hanno scritto queste poche righe, ma a mio avviso, qui chiedo scusa se faccio una questione personale, a mio avviso qui il problema è un altro. Per l'ennesima volta le tracce letterarie riguardano autori diciamo ascrivibili al secondo Novecento, perché Pavese e Brancati di fatto al secondo Novecento appartengono, magari forse Pavese meno perché per tutta una serie di esami, comunque diciamola così, autori che non si riesce a trattare con il programma di lettere per quanto riguarda i licei e anche per quanto riguarda gli istituti tecnici. È difficile che si arrivi oltre Montale, se non addirittura oltre Pirandello. Io ho visto il programma del figlio di una mia compagna di classe che quest'anno fa la maturità e l'autore più recente era Montale. Ora, o questi che decidono i temi si mettono in qualche modo in contatto, cioè riescono a capire una roba di questo genere, oppure forse è il caso, una volta per tutte, di toccare, di mettere mano ai programmi di italiano nelle scuole superiori e fare in modo che gli studenti escano dall'ultimo anno delle superiori avendo trattato autori che vengono dopo Pirandello, Montale, gli Ermetici, eccetera, perché se no c'è un cortocircuito che danneggia soprattutto gli studenti, fermo restando che ci sono degli insegnanti di buona volontà che riescono ad andare oltre riescono ad andare oltre Pirandello, Montale, eccetera, però sono una minoranza e questo è veramente sbagliato, fatto salvo che, come mi è stato fatto notare ieri, il commento ai brani di Brancati e ai brani di Pavese era un commento incentrato su brani non, come posso dire, dalla concezione molto ampia, quindi si trattava di commentare un brano, non l'autore. Nonostante tutto, avrebbe aiutato gli studenti, logicamente, se fossero riusciti a trattare questi due autori. Chiedo scusa se mi sono dilungato un po', però è una questione che va avanti da troppo tempo e bisogna assolutamente metterci mano una volta per tutte. Come adesso noi mettiamo mano alla pubblicità per poi ritornare.
Allora, rientriamo in studio e proseguiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Stiamo sul Corriere ancora, legge elettorale, muro contro muro, tensione per i tempi contingentati. La maggioranza vuole la discussione in aula dal 26 giugno, l'opposizione chiede il rinvio. E poi c'è sempre la questione della preferenze, vera democrazia o simbolo clientelare, dalle regalie di Lauro al referendum di Segni. Lega, attacchi a Bannacci dopo l'ipotesi del sorpasso, i timori per le mosse di Zaia. E ancora andiamo avanti, c'è stata una festa per i 50 anni in politica di Clemente Mastella. E ancora, per quanto riguarda invece il campo largo, Conte guida al primo partito, difficile da accettare per i nostri, la segreteria PD sul caso della foto a 4, nessun veto, l'alleanza è più larga, perché insomma manca Renzi nella foto della coalizione. Ci sono stati i funerali del cardinale Ruini. L'addio e la messa è stata celebrata, il rito è stato celebrato dal Papa, tra i presenti Mantovano, Prodi e Casini. E poi c'è un allarme lanciato dalla senatrice Segre sull'odio social, così minaccia le democrazie. Allora, c'è un italiano che si chiama Pantisano, Luigi Pantisano, ai vertici della Linke tedesca. La mia identità dietro la scelta di fare politica, lotto per i lavoratori, la casa e la pace. Si è candidato a capo appunto della Linke e domani sarà votato in copresidenza con Ines Schwendertr, che è già segretaria. È il primo italiano alla doppia cittadinanza italo-tedesca ad arrivare ai vertici di un partito in 80 anni di Repubblica Federale, e con una percentuale tra il 10 e il 12%, la Linke tallona la SPD, che sono se non mi sbaglio, i socialdemocratici. E tra l'altro un fratello di Pantisano è proprio fa parte proprio della SPD ed è il referente dei temi che riguardano gay e queer del Senato di Berlino. Quindi una cosa molto, molto curiosa, vedremo anche poi come si svilupperà la questione. Da Bush a Springsteen, la festa nostalgica per il campus di Obama, l'ex presidente a Chicago, questa America non prevarrà. Voi sapete che i presidenti degli Stati Uniti, una volta cessata la loro presidenza, realizzano una sorta di biblioteca a loro nome, e questa appunto quella del presidente Obama. Credo che c'era anche Renzi all'inaugurazione. Andiamo avanti e qui c'è invece il caso Garlasco, che si arricchisce di un nuovo e drammatico capitolo. La madre di Sempio ha tentato il suicidio, è stata trasferita in psichiatria, la visita dei familiari, i legali chiedono lo stop all'odio sui social. La donna ha detto ai parenti di aver assunto volontariamente le benzodiazepine. C'è anche una nota sul giallo della Ricina, super esperti in arrivo dalla Germania, e ancora chat sessista, gli ispettori del Garante nella sede dell'ATM di Milano.
Andiamo avanti con il piccolo, Uniti per l'Electrolux. C'è stata ieri una manifestazione a Pordenone, 2000 in piazza. L'assessore regionale Rosolén, è un tema nazionale, laddove invece il Partito Democratico sollecita un intervento della Premier Meloni. E siamo arrivati alla pagina triestina. Oggi sfila il corteo antifascista, dentro la CGIL ma non c'è il PD. Riapre oggi il giardino pubblico, però adesso ci occupiamo, rifacendovi vedere un servizio che è andato in onda ieri, ancora di truffe che vedono gli anziani vittime. Per fortuna però stavolta dobbiamo parlare anche degli arresti di chi queste truffe le ha cercato di metterle in atto. Truffe e ancora truffe. Interventi di polizia e carabinieri dedicati quasi esclusivamente ad episodi di raggiro riusciti o tentati nelle ultime settimane a Trieste. Ieri vi abbiamo raccontato dell'episodio di via Pagano a Colonkovec. Fortunatamente in questa occasione l'uomo, che si era finto carabiniere chiedendo alla mai capitata di vedere tutto l'oro che aveva in casa, poiché possibile provento di una rapina, è stato arrestato, anche se non è ancora chiaro se sia stato possibile recuperare e riconsegnare il maltolto. Altri 2 colpi ad opera di una vera e propria organizzazione di professionisti sono stati tentati in via Rossetti e in via di Prosecco a Opicina. Nel primo caso la telefonata dei truffatori è stata intercettata da un parente della potenziale vittima che, riconosciuto il tentativo dei criminali, ha allertato il 112. Dunque, quando il malintenzionato si è presentato alla porta di casa, è stato fermato e ammanettato sul posto dagli agenti che lo hanno portato in stato d'arresto in questura. Anche nel caso di Opicina, l'uomo che ha ricevuto la telefonata dei finti carabinieri si è reso conto del tentativo di truffa di fronte alla richiesta di visionare gli oggetti preziosi presenti nell'abitazione. Anche in questo caso è stata allertata la polizia. Purtroppo i malfattori non si fermano nemmeno di fronte a casi di persone disabili. Emblematico l'altro episodio andato in scena in via Giulia, dove una non vedente è stata circuita da una coppia di truffatori capaci di portarle via 20.000 euro fra contanti e preziosi. Allora, la pagina del piccolo che si occupa dell'esame di maturità per quanto riguarda Trieste, dice traccia sulla meraviglia, c'è chi racconta le stelle fatte scoprire dal nonno, però c'è una dichiarazione della preside del Carducci Dante Milena Testa che dice pochi temi di letteratura, forse autori non trattati. Quindi insomma il problema in qualche modo si sente. Allora, fatte saltata la pagina dedicata al teatro romano, andiamo ancora alle pagine, le pagine di cronaca cittadina. Code per la carta d'identità, si allenta la pressione, e poi c'è questa idea di azione per un nuovo collegamento al servizio del porto. Prima però, visto che è nella scaletta che ho preparato, occupiamoci di un sopralluogo a Casa Caccia che si è svolto da parte della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Trieste, sopralluogo che ha anche in qualche modo fatto, come dire, il punto sulla situazione di questo stabile. Vediamo il servizio. Il Comune attualmente desidera vendere l'immobile di Casa Caccia e metterlo appunto sul mercato privato, un mercato privato che è diventato inaccessibile alle cittadine e ai cittadini, anche in virtù di quello che è stato un progressivo aumento dei canoni di locazioni dovute in larga misura
alla turistificazione della città e agli affitti brevi. È stato innescato da questo rilievo di Adesso Trieste il sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Trieste a Casa Caccia, il palazzo d'angolo simbolo di Largo Barriera che al pian terreno ospita lo storico negozio di calzature Donda, l'imponente edificio ottocentesco a 4 piani, divenuto parte del patrimonio comunale a seguito di un lascito, in realtà non verrà inserito nel piano alienazioni del Comune e si lavora a un progetto per la sua ristrutturazione, come comunicato proprio in occasione dell'incontro dall'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi e dal presidente della quarta commissione Lorenzo Giorgi. È utile questa commissione per finalmente stanare una polemica che non ha senso. Casa Caccia non è in vendita, Casa Caccia non è nel piano di alienazione del Comune. I negozi sotto hanno il loro contratto, stiamo ragionando sulla sede ex Unicredit, per cui stiamo valutando con attenzione quello che può essere il futuro migliore. Tanti lavori da fare internamente al palazzo che, pur facendo bella mostra di sé, presenta condizioni di fatiscenza e impianti inadeguati che rendono necessario un progetto quanto mai ambizioso per la sua ristrutturazione, anticipato così a Tele4. Oltre 10 milioni di intervento per andare a ristrutturare l'intero immobile. In questo momento abbiamo 26 alloggi liberi, alcuni in condizioni pessime di manutenzione, quindi non è possibile affittarli. Sono immobili anche molto grandi, immobili che non hanno certificazioni sugli impianti, immobili che non hanno un accesso con l'ascensore, quindi capite la difficoltà anche poi di porli in locazione. Ma una soluzione ci viene data dal governo attraverso il piano Casa 2026, ci sarà la possibilità per gli enti locali di poter attingere a risorse importanti per andare a riqualificare immobili per finalità abitative a canoni agevolati e quindi lavoreremo in questo senso nei prossimi mesi. Allora, adesso invece parliamo di questa idea, insomma, di questa proposta di azione. È una proposta viabilistica che vorrebbe evitare il problema del flusso dei tir che ogni giorno si riversano in via Svevo e sulle altre arterie cittadine prossime alla zona portuale. Intervento necessario, secondo appunto Azione, anche in vista dell'avvio dei lavori per la stazione ferroviaria di Servola. Una bretella d'emergenza per ovviare al caos tir in via Svevo, collegato alla movimentazione del porto, in particolare dalla piattaforma logistica, che diventerà ancora più problematico con l'avvio dei lavori per la stazione ferroviaria di Servola, con conseguente chiusura di via Dalviano. La proposta da attivare temporaneamente in attesa della futura nuova rampa di accesso alla superstrada, che servirà anche il futuro Molo Ottavo, ma per il cui realizzo i tempi non saranno brevi, arriva dal gruppo triestino di Azione. A questa criticità si somma oggi l'annunciata chiusura di via Dalviano per 9 mesi, quindi lo spostamento di tutto il traffico che oggi percorre via Dalviano, compreso quello dei cittadini ma anche quello dei tir e degli autobus, su via Svevo, quindi un raddoppio come minimo del traffico su via Svevo, e si aggiungerà, visti gli imminenti annunci dell'avvio del cantiere già nei prossimi mesi, si aggiungerà tutto il traffico derivante dal cantiere dell'ex area ferriera. Il progetto prevede l'utilizzo di strade interne al porto esistenti attraverso un accordo con i concessionari, con l'apertura di varchi e il coinvolgimento della protezione civile regionale per gli interventi minimi necessari. L'inizio di questo percorso corrisponde all'attuale varco dell'autorità portuale in fondo a via Herrera. Si tratterebbe di percorrere una prima tratta parallelamente all'impianto fotovoltaico che sta realizzando a Cegas. Attraverso un varco già esistente da riaprire si entrerebbe nell'area Seastock. Dall'area Seastock si arriverebbe sempre rimanendo nell'area recintata nel perimetro dell'autorità portuale, si passerebbe all'area della Ferriera. Da qui, con un percorso evidentemente esistente, perché si tratta delle strade che interne allo stabilimento della Ferriera che non sono state demolite, si arriverebbe direttamente in piattaforma logistica. Dalla piattaforma logistica ci sarebbe un varco da attraversare, che è corrispondente al varco esistente dello scalo Legnami. Ci sarebbe un piccolissimo tratto che viene già oggi utilizzato dai camion di viabilità cittadina, di quello, diciamo, l'incrocio per l'ingresso all'area Gaslini, e da lì, attraverso quel binario che esiste, che oggi è abbandonato, si potrebbe, con l'istituzione di un ulteriore varco e con la sistemazione del fondo, permettere ai mezzi su gomma di arrivare direttamente al Molo Settimo. Allora,
Torniamo, siamo sul Corriere della Sera, sorelline scomparse, il giallo dei 3 telefoni, spunta un fermaglio lungo un sentiero, l'abbiamo già letto prima per quanto riguarda il Piccro, c'è stata una tragedia a Reggio Emilia, un bambino di 11 anni è stato travolto da un camion per la raccolta dei rifiuti. Ancora un'imprenditrice è stata picchiata e minacciata con la pistola e dopo aver subito 4 rapine vende la propria villa. 600.000 euro il bottino di quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. È stata dimessa dall'ospedale la quindicenne ricoverata per 6 mesi dopo l'incubo di Cran Montanà, finalmente a casa, torno a vivere, ieri la festa con i genitori e le amiche. Questa è curiosa, niente medico in paese, leggiamola, niente medico in paese. Allora Matteo Manca, sindaco di Norbello, comune di 1100 abitanti alle porte di Oristano, emana un'ordinanza che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di autoguarigione e il divieto di aggravamento. L'atto è stato trasmesso anche alla Premier Meloni. È un vero provvedimento del Comune, ma anche una provocazione, lo scrive il sindaco nelle avvertenze finali. L'ordinanza intende evidenzia l'insanabile contraddizione tra il riconoscimento formale del diritto alla salute sancito dalla Costituzione, leggi dello Stato e normativa regionale e l'effettiva assenza di servizi sanitari territoriali essenziali nel Comune. Qui c'è un intervento di Dacia Maraini perché è giusto usare la parola femminicidio e qui ci si collega alle dichiarazioni del generale Vannacci. Anche di questo parleremo poi con Angelo Lippi di Futuro Nazionale, che sarà il primo dei nostri ospiti. Ancora avanti. E qui c'è l'intervista con il figlio adottivo di Raffaella Carrà, che appunto adottò Pier Gianluca Pelloni quando scoprì di essere ammalata, ed è nata poi anche una fondazione per portare avanti tutti i progetti della Carrà. Tra l'altro c'è stata anche, non so se c'è stato un incontro eccetera, ma anche il nipote di Raffaella Carrà ha ribadito che Pelloni è l'unico in grado di realizzare il volere di mia zia, faccio un altro lavoro, non saprei dove iniziare. Gianluca invece aveva la fiducia della zia e ha la mia. Super ticket fino a 50 euro, polemica a Venezia, l'idea del sindaco sull'ingresso dei turisti, protesta il PD, Cacciari, il contributo d'accesso è incivile. Poi c'è un'intervista con Carlo Gussalli Beretta, 16ª generazione della famiglia che ha fondato la Beretta, ho detto no a un lavoro a Hollywood, da Jack Ma ho imparato a comunicare, con Melissa Satta ho progetti seri, la mia passione è il tiro al piattello. Carlo Gussalli è nato a New York, lavora alla fabbrica d'armi Pietro Beretta SPA, dove si occupa della divisione lusso e digitalizzazione. L'azienda fondata nel 1526 a Gardone Valtrompia compie 500 anni, fa parte della Beretta Holding, che impiega oltre 6.500 dipendenti con 32 siti in Europa, 9 in Nord America, 4 nel resto del mondo, tra Australia, Nuova Zelanda, Turchia e Brasile. Poi, qui si parla di moda, credo, così possiamo saltare. Adesso invece torniamo a occuparci dei servizi che abbiamo messo in onda ieri. Io direi che intanto possiamo fare il punto sull'emergenza caldo in arrivo.
Il picco del caldo africano è in arrivo proprio in concomitanza con il solstizio d'estate, con temperature che potranno toccare i 33-34 gradi sulla costa e i 37 fra Isontino e Friuli. Una progressione caliente che da domani a lunedì proporrà un'afa sempre più pesante da sopportare per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. È confermato appunto l'arrivo di questa ondata di caldo a causa di un marcato anticiclone di origine africana che si posizionerà sull'Europa centro-meridionale, interessando anche appunto il Friuli Venezia Giulia. Avremo infatti la concomitanza sia dell'afflusso di aria particolarmente calda per il periodo dovuto all'anticiclone, sia ricordiamo che siamo proprio vicini al 21 giugno, ovvero il periodo del solstizio d'estate, in cui quindi sono massimizzate le ore di luce, quindi le ore in cui c'è radiazione dal sole, e invece le notti sono piuttosto corte. Questa concomitanza determina quindi temperature piuttosto alte sulla regione, che diventeranno appunto, tenderanno progressivamente ad aumentare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il nostro indice di disagio appunto bioclimatico e biofisico, avremo quindi un indice di colore giallo nei prossimi giorni, diventerà già arancione sabato e domenica, e lunedì potremo addirittura essere al rosso, se non addirittura già da domenica. Questo significa temperature massime, come dicevo, in progressivo aumento. Potremo arrivare quindi domenica anche in alcune zone a toccare localmente i 37 gradi. Per quanto riguarda la costa, avremo notti piuttosto calde, domenica e poi lunedì le temperature durante la notte sulla costa tenderanno a non scendere, determinando quindi una sensazione di disagio dovuta al caldo. Allora, siamo al piccolo, come potete vedere, Wagner, La Bohème e Giovanna d'Arco, le scelte del Verdi. Ieri è stata presentata la stagione lirica, ma è stata presentata anche la stagione sinfonica del Teatro Verdi, che si inaugura in novembre, e adesso possiamo farvi vedere il servizio che, comunico alla regia, non è quello che vedo pronto, tra un po' lo prepariamo. Tra l'altro una grande e piacevole novità è quella che vede la stagione sinfonica, come posso dire, iniziare a settembre per concludersi a maggio. Allora, non c'è il servizio sulla stagione del Verdi, che sempre comunica la regia è il primo della lista. Forse, eccolo qua, può partire. Sarà una stagione che continuerà la tradizione del teatro di proporre accanto ad opere molto popolari delle novità assolute, e continueremo nel cercare di valorizzare grandi artisti, grandi registi. La stagione lirica del Teatro Verdi si aprirà il 13 novembre prossimo con un nuovo allestimento del Lohengrin di Richard Wagner, sul podio Enrico Calesso. A dicembre seguirà lo Schiaccianoci, a gennaio un'altra produzione propria del Verdi, il mozartiano Don Giovanni, diretto da Pierluigi Pizzi, sempre Calesso sul podio. Si prosegue con l'Elisir d'amore di Donizetti, a dirigere Damiano Micheletto, quindi La Bohème di Puccini, e in aprile un'ulteriore collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, incentrata stavolta sulla figura di Giovanna d'Arco. Paolo Valerio dirigerà Giovanna d'Arco al rogo di Honegger su un testo di Paul Claudel, e Jeanne d'Arc, da intendersi all'inglese, un'opera di Fabio Vacchi andata in scena per la prima volta nel 2024. Un dittico sul tema di Giovanna d'Arco che vedrà impegnata anche la prosa, un po' sulla linea di quello che abbiamo sperimentato con grande successo quest'anno con Romeo e Giulietta. A maggio il Verdi realizzerà un nuovo allestimento dell'Aida di Giuseppe Verdi, direttore d'orchestra Hordi Bernasser. A giugno la stagione si chiuderà con La Norma di Vincenzo Bellini, diretta da Federico Tiezzi, con il ritorno di Daniel Oren.
Una particolare attenzione dedicheremo alle star della nostra città, ai nostri concittadini, ci sarà Antonino Siragusa, ci sarà Daniela Barcellona. La stagione sinfonica, che dal 20 settembre e per la prima volta da tempo seguirà l'Arco Solare per concludersi nel maggio del 2027, sarà strutturata in 11 appuntamenti, i primi 2 in collaborazione con la Società dei Concerti nell'ambito del Festival di Trieste Il Faro della Musica, e proporrà per quasi ogni appuntamento un brano di compositori contemporanei. Si comincia quasi doverosamente con Ezio Bosso e Maurice Ravel. E quindi offriremo una proposta molto ricca e molto completa, sia di musica lirica che di musica sinfonica. Andiamo avanti, possiamo farcela, sì, riproponendo il servizio sulla candidatura del pensiero di Franco Basaglia a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questa candidatura è stata presentata ieri mattina a Gorizia. Poi andremo subito in pubblicità. Candidare il pensiero di Franco Basaglia a patrimonio immateriale dell'umanità tutelato dall'UNESCO. L'iniziativa è stata presentata a Gorizia dal sindaco Rodolfo Ziberna, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, il consigliere comunale Franco Perazza, che aveva lanciato l'idea, l'assessore alla capitale europea della cultura Patrizia Artico e il vicepresidente del club UNESCO di Gorizia Adriano Macchitella. È una scelta importante che il comune di Gorizia ha promosso per una opera importante come quella di Franco Basaglia. Io ne trovo tratti di attualità estremamente importanti, quindi mi auguro che questa iniziativa, che noi apprezziamo, possa avere il giusto percorso, il giusto riconoscimento. Questo significa entrare anche nella declinazione di molti modelli di grande attualità. La trasformazione del bisogno di salute delle persone ha a che fare molto con la storia di Basaglia, che a volte viene un po' strattonato immaginando che possa fare parte di alcune culture rispetto ad altre. Io non credo che sia così. Il più grande merito di Franco Basaglia fu quello di restituire dignità alla malattia mentale, non considerando il paziente come un oggetto da aggiustare, ma una persona da accogliere, ascoltare, comprendere e non da recludere nei manicomi. Esistono 2 luoghi che hanno segnato in modo determinante questa storia: San Giovanni a Trieste, dove l'opera di Basaglia trova una delle sue espressioni più significative, e Gorizia, dove prese avvio un percorso destinato a lasciare un'impronta profonda non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Allora, Angelo Lippi di Futuro Nazionale è il primo ospite di quest'oggi. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, io direi, prima di andare, diciamo, direttamente sull'attualità che riguarda Futuro Nazionale, volevo sentirla su questa questione dell'acqua, che voglio dire, forse non è, la cui importanza, mettiamola così, non è forse ancora troppo compresa e sentita dalla pubblica opinione. Insomma, Futuro Nazionale come si muove in questo campo? Intanto grazie Usazzi per l'invito. Ribadisco sempre che io rappresento un comitato costituente di Futuro Nazionale, che è il comitato 23, quindi non ufficialmente il partito, che si sta formando proprio in questo periodo con le sue articolazioni periferiche. Beh, la domanda è molto interessante. È un tema, quello dell'acqua, del servizio idrico integrato, che sappiamo adesso andrà a scadenza, diciamo, l'affidamento alla CEGAS PSA a fine del prossimo anno. È un tema cruciale, un tema decisivo per la cittadinanza, ma addirittura io parlo di un tema decisivo oltre, vado una questione quasi metapolitica, nel senso che l'acqua non è un servizio qualsiasi, non è una merce, non stiamo parlando di merce, l'acqua è un bene naturale. Ed è molto importante tornare un po' indietro di 14-15 anni, al 2011, qualcuno forse se lo ricorda, ma c'è stato un referendum nel 2011, dove, molto partecipato, cosa rara per il referendum in Italia, hanno votato più di 26 milioni di persone e hanno stabilito che in maniera assoluta l'acqua, diciamo la gestione dell'acqua, il ciclo dell'acqua, sia gestito anche dal pubblico, perché fino all'epoca erano solo società private o miste. E questa volontà dei cittadini
è stata in parte attesa ma anche un po' disattesa, ce ne siamo un po' dimenticati di quel referendum, quindi gli italiani vorrebbero nella maggioranza avere l'acqua pubblica gestita da un servizio pubblico, tant'è che per esempio nella nostra regione solo Trieste ha un servizio misto, pubblico-privato, col privato nella società a maggioranza. Nel resto della regione tutte le società che gestiscono il ciclo idrico sono pubbliche. Quindi partiamo da questo presupposto, c'è una volontà di pubblico, poi vedremo perché magari Bosazzi se approfondiamo il tema. Proseguo? Sì, no, c'è una telefonata, ma okay. Finisco sì, magari il concetto. Quindi c'è questa volontà, in Italia il 60% delle gestioni dell'acqua sono pubbliche, in Francia, tanto per fare un esempio, si era andati verso il privato, si sta tornando verso il pubblico, ci sarà un perché che magari vedremo dopo se crede. Allora, sentiamo la prima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Dino dei pensionati. Io giustamente questo discorso è molto importante perché le persone con l'acqua pagano un fracco di spese, diciamo, di gestione condominiale e va a incidere molto sul costo della vita, soprattutto in questo periodo dove con i vari costi dalla parte alimentare, dalla parte energetica, la benzina, hanno difficoltà a finire il mese. E infatti, come si riferiva anche il signor Lippi, io dico una cosa, avevamo fatto un referendum, la maggioranza degli italiani avevano chiesto per la questione pubblica e non aumento. Come mai? Si dimentica, diciamo, la volontà del popolo e si va soltanto per interesse di amministrazioni, di certe amministrazioni, verso il privato. Questo è un sopruso, questa è una cosa che non dovrebbe succedere, perché l'acqua è un bene pubblico, è una questione di vita, perché il nostro corpo, il 70% è fatto di acqua. Infatti durante l'estate i medici ti dicono devi bere tot al giorno, una cosa, e ti aiuta anche a tenere la salute e il corpo in forma, cioè senza gravi di malattie che poi vanno a pesare, perché uno che si ammala per certe mancanze va a spese della comunità, perché viene ricoverato in ospedale, il costo è esoso. E allora io dico, su queste cose essenziali non si può dimenticare la volontà del popolo. Ecco, io spero che si rivedano queste cose qua, che diventi pubblico, come altre cose che dovrebbero diventare pubbliche, perché i cittadini hanno bisogno di dire, soprattutto in questo periodo che siamo come stipendi al penultimo posto in Europa, la gente fa fatica ad andare avanti e tu vai ancora a toccare i loro costi giornalieri e bisogno per la salute giornaliera. Ecco. Detto questo, voglio dire anche un'altra cosa, se mi permetti. Noi raccogliamo ancora le firme per l'innalzamento del ticket sanitario. Oggi siamo in Largo Barriera, domani saremo a Valmaura, e per i cittadini che vogliono partecipare, che hanno l'interesse anche su questa cosa che è molto importante, che va a intaccare soprattutto le tasche delle persone e soprattutto quelle che sono ammalate, possono passare in Largo Barriera a firmare. Grazie e buongiorno. Ok, grazie, abbiamo dato anche questa indicazione. Possiamo continuare allora il discorso? La riflessione, la domanda del telespettatore è molto calzante e molto interessante. C'è questa voglia di pubblico e lui ha fatto anche riferimento ai costi. Ecco, l'acqua a Trieste costa moltissimo, costa quasi, non dico il doppio, ma il 40% in più di media che in Friuli. Ci sono dei problemi tecnici anche evidentemente, perché la conformazione proprio idrogeologica e proprio fisica di Trieste crea delle difficoltà proprio tecniche per portare l'acqua ai cittadini fino appunto al condominio, che poi l'ultimo tratto lo gestisce il condominio, ricordiamocelo. E quindi capisco perfettamente che ci sia questa volontà. Faccio solo una riflessione banale se volete, però insomma i tempi tecnici anche delle trasmissioni non è che possono portare degli approfondimenti particolarmente precisi. Pubblico e privato. Il privato deve fare utili, cioè è molto semplice. Il privato deve rispondere agli azionisti, è una cosa quasi banale da dirla, quindi deve fare utili, ha dei vantaggi a fare una società. Il pubblico necessariamente no. Il pubblico non dovrebbe fare utili, cioè dovrebbe fare utili ma reinvestirli nella società stessa, e già questo la dice tutta. Quindi il pubblico deve rispondere ai cittadini, e i cittadini sono proprietari attraverso il comune anche di questi mezzi di produzione dell'acqua stessa, non una società privata, a mio avviso. La situazione è più complessa ovviamente, ma io la faccio per sommi capi, per rispondere al cittadino. Il mio orientamento, che è anche quello
probabilmente quando si articolerà Futuro Nazionale, è quello di andare assolutamente verso il pubblico su questo tema principale. L'acqua è un bene naturale, anche perché, attenzione, una società pubblica tutela maggiormente i cittadini, magari faccio un esempio così, uno fra tanti, una morosità involontaria, e il pubblico viene incontro al cittadino solitamente e il privato non lo so, cioè anche perché sono delle logiche completamente diverse. Differenti. Sì. Ecco, chiudo rispondendo al telespettatore che l'AUSIR, che l'ARERA, che è l'autorità pubblica dello Stato che diciamo governa e vigila sui servizi dell'acqua, sul ciclo dell'acqua, ha sostenuto più volte attraverso i suoi esponenti che solitamente dove c'è una gestione pubblica l'acqua costa meno. E questo lo dice un'autorità importante come l'ARERA. Allora, adesso andiamo su altri argomenti. Intanto c'è questo sondaggio che è stato realizzato ieri da U-Trend e che da Futuro Nazionale, credo sia in previsione delle prossime elezioni politiche. Prima vedevo che alcuni giornali nelle prime pagine di oggi, Libero mi sembra, dava l'11 aprile del prossimo anno come probabile data, perché probabilmente si andrebbe a delle elezioni anticipate concordate, anche perché c'è questa idea che nel nostro paese si voti, è meglio votare di primavera piuttosto che in autunno. Vabbè, lasciamo perdere. E questo sondaggio di U-Trend vede, come abbiamo visto anche prima, vediamo di ingrandire il più possibile, vede Futuro Nazionale al 5,9% e la Lega al 5,8%. Allora si vuole, come dire, mettere in piedi questa sorta di gara fra Futuro Nazionale e Lega per ragioni che si possono intuire. Al di là di tutto ciò, che cosa vi sta dicendo questo sondaggio? Se avete già avuto modo di conoscerlo, 2 giorni prima c'era un sondaggio della SVG, fra l'altro, che dava Futuro Nazionale al 5,3%. Ora lo 0,6% è un dato così, però vuol dire, questa sarebbe la percentuale. Cosa vi dice? Ma allora, la risposta ufficiale del partito la dava Naci quotidianamente attraverso i media. Quello che posso dire io come iscritto a Futuro Nazionale, che non seguo tantissimo, devo dire la verità, ma non per così come atteggiamento magari così un po' snobbistico i sondaggi, perché sono distratto da altre cose, nel senso che sul territorio noi stiamo lavorando molto come Comitato Costituente Trieste 23 per essere vicini alle persone, quindi entrare in questa logica elettorale è importantissimo, naturalmente, forse leggermente prematuro, ma certamente non è una priorità. Non sto attento col bilancino quotidianamente a vedere il mezzo punto in più, il punto in meno. Vedremo come andrà. Certamente questi dati, che ovviamente leggo anch'io, ma mi ci soffermo poco, indicano che c'è una volontà dei cittadini molto forte, perché in pochi mesi, non è neanche nato il partito, non è neanche le articolazioni locali, si arriva al 5, 6, 4,5%, vuol dire che c'è una volontà fortissima da parte dei cittadini di guardare a una destra. Questa definizione non mi piace, ma per semplificare, diciamo così, perché credo siano dei termini ottocenteschi, destra e sinistra, ormai siamo su altri termini nel 2026, ma insomma per capirsi, a una destra che sia una destra autentica, che sia una destra vera. Cioè, cosa vuol dire destra autentica vera? Vuol dire una destra non liberale, una destra non, come direbbe il filosofo Fusaro, fucsia, ma una destra che sia sociale, che sia vicina ai cittadini, che risponda alle esigenze immediate, proprio alle esigenze del quotidiano e alle esigenze di prossimità. Soprattutto questo, cioè, e parlo della sicurezza, ma ovviamente questo desiderio di andare verso questo movimento politico non è solo sulla sicurezza, ma su tanti altri temi che ovviamente si affronteranno al momento opportuno. Ma c'è questa volontà, perché lo spazio a destra non è più, diciamo così, occupato da movimenti politici. Fratelli d'Italia e Lega hanno fatto altre scelte, sono sotto gli occhi di tutti, e Futuro Nazionale invece dà una risposta vera, reale, alle esigenze dei cittadini che si ritrovano in questa parte politica che oggi è esclusa dal campo proprio partitico nazionale. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno signor.
I cittadini vogliono la pace, vogliono l'economia che giri e stare bene e vivere una vita serena, che è il contrario di quello che la nostra elite dirigente sta facendo in questi momenti, perché vanno a caccia di una guerra contro la Russia, hanno distrutto la nostra economia e quindi questo è il risultato e la gente si è aggrappata all'unico che in qualche maniera, almeno in Europa, sta gridando questi discorsi e sarà sempre più questo problema, perché la gente non vuole far guerra e qua invece si va proprio sparati. L'ultimo attentato che hanno fatto a Mosca, sicuramente non gli ucraini ma la NATO, perché non sono in grado di colpire così distante, è al limite dell'accettazione e allo scoppio di una guerra. Bisogna che tutti gridino questa cosa, perché se no siamo finiti, ci troviamo bombe in casa. Saluti e grazie. Prego. Sottoscrivo quello che ha appena detto il nostro gentile teleascoltatore e sì, aggiungo una riflessione. Sì, le persone vogliono la pace, ma oggi siamo in un'epoca, ma quasi sempre, in cui i popoli sono sicuramente migliori dei governanti. C'è una follia planetaria, ma è sotto gli occhi di tutti, che ci investe e non ci rendiamo quasi neanche conto. Veramente siamo sotto un dominio di pazzi in questa fase, in cui si parla di terza guerra mondiale, di scontri planetari, guerre che non avevamo mai visto in Europa, nel cuore dell'Europa qualche anno fa e adesso nelle vicinanze dell'Europa, scontri tra superpotenze. Ecco, questo è un po' il risultato anche, mi sembra, non positivo di quello che è successo dopo la seconda guerra mondiale, evidentemente, che avrebbe dovuto portare una stagione infinita di pace e di armonia tra i popoli. Non mi sembra proprio. Quindi è chiaro che io non sto dicendo che devono vincere uno piuttosto che gli altri, ma dico il risultato è questo. Siamo in guerra perenne, la guerra fredda c'è sempre stata di fatto. Sì. Noi dobbiamo pensare all'Italia, come dice anche giustamente Roberto Vannacci. Noi non siamo né pro-Russia né pro-Ucraina, siamo per la pace, come dice giustamente il telespettatore, e vorremmo dare del tu a tutte le nazioni, non solo alcune, ad altre no, a tutte le nazioni. Si dialoga con tutte le nazioni, compresa la Russia evidentemente, perché vogliamo avere rispetto per noi e per gli altri, e non dobbiamo essere succubi o traino di potenze sovranazionali, di lobby, di globalisti. Dobbiamo pensare a tornare a una sovranità nazionale che non c'è più, c'è poco da fare. E abbiamo visto che andare appunto dietro l'Europa piuttosto che agli Stati Uniti fino adesso non ci ha portato molto bene, né dal punto di vista economico né dal punto di vista della sicurezza. Viviamo un'epoca turbolenta, un'epoca veramente di guerra diffusa, e l'Italia è al centro di questo. Ricordiamoci che nella nostra regione c'è Aviano, ci sono le basi americane, abbiamo delle testate nucleari a pochi chilometri da casa. E quindi quello che noi dovremmo fare come Italia, secondo la mia opinione, è sganciarsi da questi meccanismi, tornare a essere sovrani, dare del tuo a tutte le nazioni della terra ed essere equidistanti da queste logiche, non prendere parte, perché prendere parte vuol dire comunque anche dal punto di vista economico, utilitaristico, avere dei danni. Sappiamo bene, tutti quanti, parlava prima il telespettatore precedente, quanto noi ci stiamo rimettendo dal punto di vista economico, proprio delle nostre tasche, tra l'altro. Si può individuare, secondo lei, come dire, l'inizio della deriva, oppure immagino che, se interpreto bene quello che ha detto, la deriva era insita in quello che comunque è accaduto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, o c'è un momento in cui si può dire, da qui è incominciato tutto? Ma allora, sicuramente una delle responsabilità maggiori, ripeto, è anche molto evidente, è della superpotenza mondiale che attraverso Trump, parlo in epoca più recente, non torno alla Seconda Guerra Mondiale, e a me aveva convinto questa affermazione, parlo a titolo personale, non come partito ovviamente, di tornare a occuparsi esclusivamente degli Stati Uniti. Così non è stato. Io speravo veramente che i popoli fossero lasciati in pace di autodeterminarsi e decidere per se stessi. Invece è stato l'inizio così, è stata un'illusione. Abbiamo visto che ci sono tante guerre adesso nello scacchiere planetario, come erano con i democratici, perché insomma le guerre maggiori, ricordiamoci, le hanno fatte i democratici. Appunto i partiti democratici. Io speravo in questo, speravo un ritorno dell'America al suo orticello e che lasciasse in pace il resto del pianeta. Così non è stato, abbiamo visto sotto gli occhi di tutti
Ovviamente parlare di geopolitica così in maniera spiccia è ovviamente riduttivo, insomma, però certamente la responsabilità e la nascita di tutto questo è stato quando c'è stato un cambiamento per me inspiegabile di Trump nei confronti anche della Russia stessa, che ha portato a far sì che continuino le guerre, si alimentino, abbiamo visto cosa succede in Medio Oriente, e quella pace tanto attesa tra la Russia e l'Ucraina, che Trump aveva promesso anche in campagna elettorale, non c'è stata. Quindi qualcosa è cambiato anche là, non lo so perché, ma certamente sotto gli occhi di tutti che le situazioni e diciamo così, i dossier sul tavolo non sono assolutamente stati risolti. Un'altra telefonata, buongiorno. Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Buongiorno signori. Allora, bene quel che ha detto il primo telespettatore, il secondo sarei io, quindi vediamo su YouTube quello che dice Vannacci, le promesse, i discorsi, tutto quello che dice. E perché non gli dobbiamo dar retta? Abbiamo dato retta a Prodi, a tanti altri, a Renzi, alla Meloni, a tutti, abbiamo dato. Proviamo a dare retta a lui, c'ha 4 lingue, 4 lauree, ha diretto, ha praticamente governato tutte le forze militari che ha avuto sotto di lui. Proviamo a mettere sotto di lui anche il governo italiano, cioè anche gli italiani. Perché no? Proviamo a tutte le buone volontà, alla potenza, tutto il comando. Cosa vogliamo di più? Forse ritorneremo, come dicono tanti, ma è un fascista. Ben venga il periodo fascista che nessuno rubava e tutti lavoravano. Ben venga quello, come dice mio nonno e il fratello anche di mio nonno. Io non credo a voi e non credo a nient'altro, credo a mio nonno che ha provato tutte queste cose. Diamogli spazio a lui, proviamo alla possibilità, quindi cosa vogliamo di più? Quasi 4 qua che sono al governo, questi cosa fanno? Solo per arricchirsi loro e basta. Grazie, Grazie Franco da Udine. Prego. Ma Franco, lo capisco il suo sfogo, tant'è che il generale che conosce la guerra, evidentemente, più di tutti i politici italiani, e sa cos'è, paradossalmente sembra quasi un pacifista oggi, un pacifista, il termine che assolutamente non mi piace perché puzza di ideologico, ma è certamente per la pace. E per la pace non prende posizione per come spesso lo accusano, per una parte piuttosto che per l'altra. Lui è assolutamente pro pace, quindi cosa vuol dire? Non continuare ad alimentare attraverso le armi i contendenti, insomma, no? Evidentemente. Quindi tornare sul tavolo delle trattative e assolutamente uscirne con la pace, quindi non creare contrasti, non alimentare ripicche e creare dei mostri. La guerra è brutta sempre e i contendenti in campo certamente non si salvano perché sono da una parte piuttosto che dall'altra. La cosa è molto complessa, ma ha ragione il telespettatore, l'unico veramente che si batte per la pace oggi in Italia non faziosamente è proprio Roberto Vannacci. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Buondì. Allora, volevo fare una domanda, siccome sono un iscritto anche mio Vannacci, poi tra l'altro, e volevo, punto mio, un accordo come vedere voi un'alleanza con la Meloni, ecco, ti domanda se potessi fare, sarebbe una cosa buona, migliore. Ok. Grazie, ciao, saluti a tutti. Io integro un attimo, mi permetto di integrare la domanda perché credo una decina di giorni fa noi abbiamo fatto uno dei nostri consueti Vox in Consiglio regionale e uno dei temi era anche appunto l'irrompere di Futuro Nazionale in politica appunto e alcune delle risposte erano molto caute eccetera. La risposta data da un politico di lungo corso eccetera, quindi uno che insomma, sta dentro le cose, dice
anche l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci, perché tutti quanti dicevano no, non è cosa nostra, diceva vabbè, basterà vedere poi quelle che saranno le regole di ingaggio. E lì già si è capito qualche cosa. Allora, io non lo so ovviamente se ci sarà questa alleanza o meno, insomma, vedremo. Quello che posso dire, per rispondere al telespettatore e alle riflessioni di Bosazzi, è questa, cioè che le critiche contro Vannacci sono veramente di una ferocia e di una bassezza unica, perché ho visto poche volte l'odio così trasversale sia a destra che a sinistra nei confronti di un uomo politico, che tra l'altro credo pochi abbiano conosciuto bene, nel senso che non hanno letto evidentemente quello che lui ha scritto, sia nel primo suo libro, Il mondo al contrario, non hanno letto probabilmente il programma che è uscito dall'Assemblea Costituente, le sue esternazioni sono spesso malinterpretate o estrapolate da vari contesti. Se conoscessero più Roberto Vannacci e il pensiero di Futuro Nazionale, questo astio probabilmente sarebbe ridotto, non ci sarebbe secondo me. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di conoscerci, no? Nel senso che Futuro Nazionale non è un partito estremista, radicale, xenofobo o fascista dopo 100 anni dalla fine del fascismo. È un movimento politico sovranista, patriottico, che vuole fare il bene degli italiani e che ha delle idee molto chiare in politica, non sono delle idee estreme, sono idee autentiche ed identitarie che vanno viste, vanno studiate. Ho ascoltato anche appunto di esponenti regionali degli attacchi veramente faziosissimi, una cosa veramente deprecabile. Però in politica sappiamo, c'è la memoria corta, no? Poi quando si avvicineranno le elezioni io credo che si arriverà più miti consigli, perché nessuno vuole perdere quello che ha. Montanelli usava un verbo di sua invenzione un po' forte, diceva poi alla fine tutto si riappattuma. Esattamente, quindi insomma ha ragione la preoccupazione del telespettatore, che quella immagino, non l'ha detta, ma immagino che Vannacci possa far vincere la sinistra, sono i giochi, le dinamiche, quasi delle battute della politica, ma insomma che servono anche a dare delle notizie che in realtà non ci sono, inventarsele, quindi vedremo, ci sarà un confronto. Allora abbiamo una telefonata, però siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la pubblicità. Io direi, se il telespettatore è d'accordo, pone la questione e rispondiamo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, io sono Fabio Tuiac e come ho sentito Vannacci mi sono illuminati gli occhi e sono andato a conoscerlo, mi sono tesserato. Più di qualcuno crede che sia veramente l'ultima speranza per il paese, però adesso le sue dichiarazioni, quando ti schieri a destra, cioè verso la tradizione, creano scandalo, persecuzione, come è successo a me quando ero in consiglio comunale. Adesso l'ultima che ha parlato del femminicidio, io sono uscito dalla Lega per aver detto che il femminicidio è una falsa paura che serve per distruggere le famiglie, quanto ha detto lui. Io ho 5 figli, ho conosciuto mia moglie di 18 anni, ho parlato per esperienza personale, quindi insomma che ben vengano politici che difendano gli valori cristiani, quel Dio, patria e famiglia che fa tanta paura, sono i valori per cui ogni uomo dovrebbe lottare. Va bene, grazie tante, allora dai, avanti così. La domanda all'amico Lippi, insomma, cosa pensi di queste sue dichiarazioni? Insomma, io sono convinto, insomma, che ha proprio ragione il generale. Ciao a tutti. Grazie Tuiac. Su questo poi rispondiamo appunto dopo la pubblicità. Allora, la telefonata di Fabio Tuiac prima ci introduce in un discorso che comunque avremmo affrontato, perché è venuto fuori, diciamo così, in maniera preponderante, cos'era, credo, sabato e domenica scorsi, in merito appunto ad un'affermazione del generale Vannacci, che Lippi ha già commentato in un nostro servizio, ma adesso abbiamo la possibilità anche di estendere il discorso. Molto volentieri. Ringrazio Tuiac della riflessione e della domanda. Allora, Tele4 mi ha dato spazio, come spesso fai, quindi li ringrazio ancora.
per esprimere le mie idee e le idee anche del nostro comitato. Quindi femminicidio, ecco, come ha detto Vannacci, magari poi non ci torneremo più, perché poi un argomento, quando viene appunto trito e ritrito, diventa anche stucchevole per certi sensi. Allora, i titoli dei giornali e anche ovviamente delle televisioni ovviamente devono riassumere un concetto, no? Anche Tele4 ha scritto, Vannacci, il femminicidio non esiste. Allora specifichiamo meglio, perché questo è un titolo e va approfondito. Il femminicidio esiste ovviamente, se per femminicidio si intende, come si capisce la parola, l'uccisione di una donna, ci mancherebbe altro, come esiste anche però l'omicidio o per esempio l'infanticidio, cioè esistono. Io preferirei dire quando si uccide una persona umana, no? Quindi esiste assolutamente, e nessuno si permette, a cominciare da noi, di giocare su questa cosa o di assolvere in qualche modo l'uomo contro la donna, ci mancherebbe altro. Anche se ci fosse solo un caso di femminicidio all'anno di una donna sarebbe un'infamia, diciamolo chiaramente. Altra cosa è la legge dell'altro anno, la 181 se non sbaglio, a cui noi obiettiamo una legge, tutto qua, non è che vediamo il femminicidio, le donne sono uccise, sono sempre state, e soprattutto nelle mura domestiche, diciamo così, hanno subito violenza e ne subiscono ancora, per carità, anche se i numeri, lo dico, fonte del Ministero degli Interni, non stanno assolutamente crescendo, grazie a Dio, lentissimamente, ma stanno diminuendo di anno in anno. Dal 20 al 24 i numeri comunque sono diminuiti, seppur di poco, ogni anno. Siamo sempre a numeri molto alti, mi sembra siano poco più di 100 all'anno, 111, 112, e su questo nessuno discute. La legge è opinabile, ma anche qua assalto a Vannacci, oddio, del femminicidio non esiste, cioè, e noi stiamo obiettando su una legge che a nostro avviso generale, è assolutamente inutile, tutto qua. Noi entriamo nel merito della legge, non il femminicidio, non si può mettere Vannacci contro le donne o qualcuno che fa questo gioco, è un'assurdità, anche questa è anche un'infamia, perché le donne ovviamente sono il centro, anzi se proprio scegli tra il matriarcato e il patriarcato, io preferirei il matriarcato sinceramente per vari motivi, ma ovviamente sto scherzando, è una battuta. Però noi discutiamo sulla legge, se si vuole entrare nel merito della legge allora parliamone, poi ognuno magari resterà con la sua posizione, però a mio avviso questa legge è inutile, perché le aggravanti in caso di omicidio di donna sono già regolamentate dal codice, si arriva fino all'ergastolo in casi particolari di uccisione dovute a maltrattamenti nelle mura domestiche, ci sono, basta guardare la legge. La legge ha voluto puntualizzare un aspetto per aumentare le pene minime e per portare all'ergastolo anche in caso di attenuanti, per delle motivazioni che possiamo approfondire o comunque sappiamo. Quindi noi non siamo assolutamente contro le donne o chissà questa follia, siamo diciamo critici nei confronti di una legge che a nostro avviso è inutile, punto, tutto qua. Allora c'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Abbastanza, sì. Bene, proveremo a farmi sentire. Allora, buongiorno a lei Bosazzi, alla redazione, ai suoi gentili ospiti e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo proporre 3 riflessioni al gentile ospite. La prima proprio inerente al femminicidio. Allora, l'Università di Bologna nel 2012, assieme a un'associazione che in questo momento ho un vuoto di memoria, non riesco a ricordarmi il nome, hanno fatto uno studio sul maschicidio, cioè diciamo, il maschicidio delle donne che fanno nei confronti dell'uomo a livello nazionale. Il risultato è stato talmente tanto agghiacciante che quando questi numeri sono stati portati alla politica, la politica è rimasta talmente tanto strabiliata che ha voltato la faccia dall'altra parte. Il punto della struttura del femminicidio, del stalking, eccetera, eccetera, al giorno d'oggi è di natura tale che purtroppo è solo a senso unico, cioè solo donna verso l'uomo e mai, cioè uomo verso donna e mai donna verso uomo. Questo è uno squilibrio che dovrebbe assolutamente essere preso in mano, perché altrimenti creiamo veramente delle fratture delle fratture veramente profonde proprio, no? Poi un altro fattore che è stato è emerso su questa storia qua del femminicidio, stalking eccetera eccetera, sempre dell'università, questa è una notizia che l'ha data l'ex televisione BioBlu 262, e adesso mi sembra che l'hanno chiuso perché deve essere sempre nella guardo, e che che mi ha colpito molto è che sulla storia della violenza sulle donne
c'è uno schema che si ripete comunemente, cioè si crea il bisogno, violenza delle donne, nasce una struttura con una ben definita etichetta politica e ricevono i finanziamenti. Cala l'interesse nazionale, rinasce di nuovo il problema, altra struttura sempre con un'etichetta politica, altri finanziamenti e va così avanti. E questo sinceramente, passato nel termine, puzza. Poi volevo porre un'altra domanda, al gentile ospite. Allora, noi abbiamo assistito qua a Trieste il furto da parte della classe politica locale totale, sia di centrodestra che di centrosinistra, inerente al porto Franco Vecchio. L'hanno rubato, punto basta, ci hanno rifilato delle storielle come loro più piaceva, come loro più aggradava, e adesso siamo al punto della ricezione. Vannacci si è sempre dichiarato di essere di destra. La mia domanda è questa: quando lei entrerà a far parte della coalizione del centrodestra e le proporranno di entrare a far parte a questa ricettazione, a questo smercio di merce rubata che sarebbe il porto Franco Vecchio, come penserete di tirarvene fuori oppure star dentro nel gioco, perché se vi chiamate fuori questi malandrini vi terranno isolati politicamente. Se entrate dentro avete la carica di assessore, avete questo, quest'altro, quel terzo, quel quarto, quel quinto. Questa è la prima domanda. Ultima rapidamente, perché se no... Sì. E l'ultima domanda, allora io vi ho già sentito una volta sempre su Tele4 inerente alla vostra visione della struttura del traffico eccetera qui a Trieste, e mi ha molto colpito perché voi avete ripetuto proprio pari il vecchio progetto di Illy, dell'ex sindaco Illy, che voglio ricordare, l'ex sindaco Illy, che di natura abbastanza rigorosa, ha perso le elezioni ed è stato preso a pedate nel sedere, non perché era un cattivo amministratore, perché era troppo oltranzista, inerente proprio ad esempio sul traffico, su tutta la materia dell'apertura del centro, chiusura del centro, queste cose qua, troppo oltranzista, e questo sinceramente per una struttura come Trieste purtroppo non va bene. Grazie, buongiorno. Allora, specifichiamo che Illy non venne mai battuto nella corsa sindaco, venne sconfitto nella corsa a presidente della regione. Abbiamo parecchia carne al fuoco con questa iniziamo domanda, subito da quest'ultima riflessione del gentile telespettatore per dire questo. Allora, cosa ci muove in politica? Ecco, se a muoverci è la gestione dell'ordinario, risolvere i piccoli problemi del quotidiano, non è il mio modo di far politica. Non abbiamo padroni, non dobbiamo rispondere a nessuno, parlo come a parte politica, e quindi un problema annoso, endemico come quello del traffico, secondo me va affrontato in modo radicale. Ovviamente ci vuole del tempo, ribadisco, ci vuole una cultura, ci vuole l'educazione, però toppe basta. No? Tra l'altro sta venendo drammaticamente... Quindi basta toppe, tutti quelli che hanno preceduto, che erano dei ben pensanti, molto bravi amministratori, che hanno affrontato il problema, non l'hanno però risolto. No? Quindi hanno messo delle toppe per tenere buoni i cittadini. Io penso che sia il momento di dire basta, affrontiamo in maniera organica il problema e risolviamolo in modo radicale. E non torno sugli argomenti di altre volte che abbiamo parlato. Per questo riguarda sulle donne, no? Il primo era sul femminicidio, vediamo l'argomento. Allora, l'approccio, a mio avviso, in questo tema non deve essere ideologico. Abbiamo visto i danni che ha fatto un certo femminismo, no? Mettere gli uomini contro le donne. No, bisogna trovare armonia, complementarietà. Noi siamo per un rapporto complementare tra uomo e donna. La donna non è un nostro nemico, come non siamo nemici noi delle donne. È un rapporto complementare, deve essere un rapporto assolutamente organico tra uomo e donna. Questo è il nostro approccio. Non si possono creare steccati, divisioni, contrapposizioni, i generi, i diritti di uno piuttosto che l'altro. Tutto questo sta creando confusione alle persone, alla maggioranza dei cittadini che non capiscono questa cosa, che non nasce in Italia, nasce oltreoceano e che ci ha investito per creare solamente, secondo me, distrazione di massa, perché questo non è il vero problema degli italiani, se il femminicidio, la legge, i problemi degli italiani sono altri, evidentemente. Quindi ribadisco, noi vediamo la donna assolutamente come la parte essenziale, ovviamente,
delle comunità. E dirò di più, adesso faccio una cosa un po' mistica, diciamo, è l'essere anche più vicino a Dio, perché partecipa alla co-creazione la donna, non dimentichiamolo mai. Noi abbiamo una visione, come diceva anche con Fabio Tuiak, tradizionale della realtà, quindi la donna è sacra, assolutamente, come i bambini per esempio, quindi guai a mettersi uno contro l'altro, e noi stiamo semplicemente criticando una legge che secondo noi è assolutamente, ribadisco, inutile, che crea confusione e che è mossa soprattutto, ahimè, non da Tele4 come media, ma da altri media, che sull'onda dell'emotività di avvenimenti che vengono presi un po' come esempi, inondano le TV di queste trasmissioni, di queste cose, drammatizzano le situazioni e creano dell'astio e dell'odio tra i generi. Questo è, soprattutto, è mossa dell'emotività per dare una risposta a un tema che si è voluto gonfiare, che è molto importante, che è drammatico, lo sappiamo, lo sottolineiamo, ma si è voluto gonfiare semplicemente perché si parla d'altro e si dimentica invece dei veri problemi dei cittadini. Andiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Sono sempre Gino, volevo completare una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, che è molto importante. Il generale Vannacci è stato praticamente castrato nel ruolo militare per un motivo che nessuno dice, ma che è vero, perché l'ho letto ed era una notizia molto credibile. Lui ha sollevato il problema dei militari che sono stati colpiti da famoso uranio impoverito che il Ministero della Difesa non vuole riconoscere. Quindi, sollevando la polvere che era sotto il tappeto, praticamente si è tagliato le gambe e quindi hanno preso l'occasione per eliminarlo. Però giustamente ha resistito e anzi si è proposto adesso come politico di punta, e quindi per lui questa è una grande vittoria. Poi volevo dire che il signore ha detto che il problema nostro è nato con Trump. Il nostro problema è nato con Reagan, quando è stato introdotto il liberismo sfrenato. Noi avevamo una economia sociale in cui lo Stato praticamente controllava l'economia, adesso si è capovolto, l'economia controlla lo Stato. E questo è il grande tradimento dei nostri politici, che mi pare che Vannacci invece lo ha ben chiaro nella sua mente. Grazie, buongiorno, mi scuso per la seconda volta. Nessun problema. Ma sull'ultima affermazione sono d'accordo, insomma, ma la domanda precedente non era sui problemi economici. Anch'io ho una visione quasi keynesiana dell'economia e quindi è ovvio, è sotto gli occhi di tutti il dominio del globalismo e delle società multinazionali e del mondo di sopra, no? Nei confronti della massa di persone. Siamo totalmente d'accordo, proprio perché abbiamo perso totalmente la sovranità e anche quella economica, evidentemente. Allora, c'è una domanda che arriva da Alessio Colautti, dice se il futuro nazionale se ha un programma di visione per la cultura. Bellissima domanda. Allora, certo che c'è un programma di visione della cultura che sarà esplicato fra pochissimi giorni nella sua interezza, e è un tema fondamentale la cultura. Parlo a questo punto del mio comitato più che del partito in quanto tale. La cultura e il sociale saranno i nostri cavalli di battaglia, assolutamente. Noi vogliamo andare su un territorio che è sempre stato monopolio della sinistra e lo faremo anche in modo molto deciso e determinato. Anzi, posso anche anticipare a Tele4 delle novità che saranno, diciamo così, rese note alla stampa fra pochissimi giorni, proprio nell'ambito sociale e culturale, dove noi interverremo per, non dico eliminare, ma certamente per combattere quel monopolio che la sinistra ha sempre avuto negli ultimi anni in questi campi. La destra se ne è dimenticata, parlo soprattutto della cultura. Del sociale, a mio avviso, gestisce l'ordinario, non ha una visione. Lo dico proprio con rispetto per i politici che fanno il loro lavoro serio, per carità, e non voglio criticare il politico, ma non c'è una visione. Non c'è visione né nella cultura né nel sociale. Non c'è una visione sulla città che vogliamo, no? E quindi si gestisce, ripeto, il quotidiano. E quindi assolutamente c'è
un aspetto culturale. Ovviamente la cultura non è targabile, non è che c'è la cultura di destra, la cultura di sinistra o di Futuro Nazionale o del PD, la cultura è cultura. E quindi noi la affronteremo a 360 gradi, però non solamente esaltando alcuni aspetti della cultura e dimenticandoci degli altri. E quindi lo affronteremo in modo, anche qua, ribadisco, uso di nuovo la parola, organico, profondo e non ideologizzato, e non di parte. E anche nei ruoli importanti che questa città ha nell'ambito appunto culturale, museale, nell'ambito della cultura, c'è bisogno di aria nuova, di aria fresca, perché da troppo tempo che c'è l'esclusività e la faziosità solo di una parte. Questa cosa ha stufato ed è giusto il momento del ricambio. E Futuro Nazionale in questo sarà molto determinato. Ribadisco, a giorni, a settimane, avremo anche delle novità proprio che penso siano molto interessanti per la cittadinanza. Ci sarà una conferenza stampa? Sì, lo affronteremo e annunceremo quello che abbiamo organizzato. Qui c'è il signor Riccardo che dice il partito del generale sta svuotando la Lega, e poi dice, vabbè, questo non so, che lei sappia, vi sono altri passaggi di persone note della città a Futuro Nazionale? Non lo so, ho letto qualcosa ieri sul quotidiano locale, ma non ho idea. Ribadisco, io sono da 2 anni e mezzo che seguo il generale, quindi non sono arrivato adesso. Ecco. Quando si è formato il partito c'è stata veramente un'adesione, direi, che immaginavo, direi molto forte. Poi ci sarà una selezione evidentemente, quindi salire su un carro che si presume vincente è uno sport abbastanza diffuso in Italia, senza togliere nulla a chi sta venendo su questo carro, mi fa solo che piacere. Però non so che persone possono aderire a Trieste, ci sono già altri comitati che stanno operando sul territorio, vedremo. Quando ci sarà il responsabile locale penso che un po' d'ordine metterà. Quando più o meno? Ma a settembre adesso. A settembre, ok. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? A lei e a Lippi. Solo una domanda, Lippi, per cortesia. Volevo dire, state attenti perché in questo momento tutti sono pronti, proprio come ha detto lei, a saltare sul carro. Vedremo se è del vincitore. Dovrete fare una cernita perché i cittadini non sono stupidi, vedono chi si candida, chi è iscritto con voi. Prima cosa. E poi una seconda cosa, i vostri propositi sono, quelli di Vanacci anche, sono ottimi, però tra dire e il fare c'è di mezzo il mare e qualche volta c'è di mezzo la sinistra e qualche volta anche la magistratura. Grazie. Molto interessante, la ringrazio signora veramente per queste due riflessioni. Allora, la prima è dei personaggi che vanno filtrati, selezionati. Non spetta a me in questo momento selezionare chi che sia, non giudico chi che sia, giudico me stesso a malapena e anche male spesso, ma poi la selezione ci sarà, è una selezione anche naturale. Io credo che una persona che veramente se vuole dare il proprio contributo in maniera disinteressata e non condizionata alla propria città, poi emerge, quindi sì, sarà da sola questa selezione. Poi chiunque può iscriversi a un partito, insomma, non è che si può vietare un'iscrizione, ripeto, ma per adesso non siamo ancora partito, quindi è ancora prematuro, quindi tutte le persone me compreso, che si avvalgono del nome di Futuro Nazionale lo fanno attraverso dei comitati di cittadini. Anche la signora che ha telefonato potrebbe fare un comitato e quindi costituire un comitato costituente di Futuro Nazionale. Per la seconda parte? No, la prima era attenti a chi salta sul carro. Ma tra dire il fare, la sinistra e la magistratura. Ma guardi, io faccio politica ahimè da tanti anni e non vedo la magistratura come un nemico, anche se insomma, ci sarebbe da parlare tanto, però ovviamente non è questo il momento. La sinistra spesso lo è stato, anche qua però non la vedo come un nemico, non la vedo come un avversario politico, ma noi siamo pronti a combattere, cioè, evidentemente. Ma sa cosa, signora, la cosa importante? Che io parlo per me stesso, non ho nulla da perdere e non ho nulla da proteggere o da guadagnare. Io ho sempre fatto politica come volontariato, io mi sono dimesso da consigliere comunale anni fa quando ho capito che chi mi stava intorno dalla mia parte politica non era nella mia stessa lunghezza d'onda e aveva altri intenti. Non entro nello specifico, non approfondisco la cosa. I miei intenti sono quelli di far sì che questa città cresca, che sia una città che riscopri un'anima e un'identità, avversari o non avversari. Noi ci siamo, dovranno fare i conti con noi, tutti.
E quindi lo scopo e l'obiettivo della mia attività politica è un volontarismo identitario nei confronti di questa città che non riconosco più, che non è più la mia città, che ha perso tutte quelle caratteristiche che facevano Trieste una città unica. Basta guardarci intorno, basta girare per le strade, basta girare la sera in città. E questo deve finire. E non c'è niente di ineluttabile al mondo, tantomeno queste quisquiglie che possiamo tranquillamente risolvere con una sana amministrazione, perché io sono convinto che Futuro Nazionale amministrerà Trieste, ovviamente non solo, probabilmente, ma con altre forze politiche. E fareste la cabinovia? Io no, se per quel che mi riguarda, c'è una domanda, no, perché secca proprio, ecco, però non sono io la voce ufficiale del partito, l'ho già espresso, sono totalmente contrario alla cabinovia, totalmente contrario. E sono anche un po' stufo di vedere questa città esclusivamente come città turistica, di opere, eccetera, quando ribadisco, non è questa la cosa importante, mi interessano quegli 80.000 miei concittadini, mi interessa la prossimità, il mio prossimo, che sono quelli, i cittadini triestini, che soffrono, non escono mai di casa e sono dimenticati. Questa è la mia città anche, c'è anche il turismo, per carità di Dio, ma dobbiamo riequilibrare questa città che è andata troppo verso un'immagine di una Monte Carlo di noi altri, che non mi piace. Noi vogliamo una città comunitaria ha un'anima, un'identità, un destino, e non è solo amministrazione come si amministra un condominio, e che sia un bel condominio, tutto quello che volete, anche bello da visitare e da vedere, ma una città è un'altra cosa. Abbiamo ancora una telefonata, chiedo a chi è in linea di essere rapido, così riusciamo a finire lo spazio intorno alle 9. Buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio e non credo più a San Nicolò, questa è la prima cosa. Ecco, quello che volevo dire è questo: senz'altro questo partito di Vannacci avrà più voti e li avrà a spese della Lega, perché la Lega, parlo per Trieste, io della situazione in Italia me ne frega poco, sono triestino, ecco, e penso alla mia città prima di tutto. Ecco, perché? Perché la Lega qua si è bruciata le gambe, se l'è bruciata, prima di tutto non è la Lega di una volta, quella del Leon mani al Teron, anzi oggi più che maniarlo gli fanno anche il Ponte d'Oro sullo Stretto. Secondariamente Salvini, quando è venuto qua e si è fatto i selfie alle foibe, si è giocato anche i triestini che là hanno visto, là c'erano stati avvenuti degli omicidi. Tu non vai a fare i selfie dove ci sono gli omicidi, dove sono stati degli omicidi di centinaia di persone. Ecco, perché i morti vanno rispettati. Ecco, per cui dopo questo, dopo lasciamo perdere la cabinovia, vi darò i soldi, insomma, si sa come è fatto, no? Arriva, ti promette di tutto, tanto promettere non costa niente. Ecco, quello che non mi piace del generale, lo dico con franchezza perché è il percepito, è il modo in cui è esenda su, se dice a Trieste, perché mi ricorda molto l'atteggiamento di Angelino Alfano con Berlusconi. Se lui si è attaccato allo skilift chiamato Lega, poi quando è arrivato in vetta se la girà. E d'altra parte si sta circondando da persone che hanno appena cambiato casacca. Allora, siccome in Italia cambiare la casacca e saltare in tempo sul carro dei vincitori è la nostra specialità, siamo conosciuti in tutto il mondo per questo. Ecco, io penso che qua rischiamo, come hanno appena detto, state attenti da chi vi circondate, perché la gente, senz'altro l'IPI è uno che ci mette il cuore, basta vedere, ama Trieste e siamo tutti dalla sua parte. Quello che però non riusciamo a capire è che dovranno scendere a compromessi, perché non arriveranno mai al 40%. Anche se si mangiano tutta la Lega, comunque non arrivano ad avere i punti per andare su. Non voglio andare oltre perché il tempo è tirato. Sì, grazie, le chiedo scusa, ma sul fuoco che purtroppo bisognerebbe parlare. Grazie. Insomma, i suggerimenti sono parecchi, però siamo proprio alla fine. Una battuta, perché sono d'accordo col telespettatore, bisogna stare molto attenti ovviamente a chi si imbarca. Ripeto, non siamo ancora nati, ecco, questo si può rassicurare il nostro amico telespettatore, non siamo ancora nati, ma quando nasceremo e avremo le articolazioni locali e avremo i responsabili locali, il telespettatore stia sicuro che cambieranno molte cose e quindi si incomincerà veramente a fare sul serio. Su questo tradimento di Salvini, che è affascinante perché ricorda anche certi temi anche i matrimoni finiscono, no? Penso che chi si sposa in chiesa promette fedeltà eterna al proprio partner, ma poi ci si lascia purtroppo sempre più spesso e la responsabilità non è solitamente solo di uno delle coppie, quindi evidentemente Salvini sa
che le motivazioni del generale sono sacrosante e lui è uscito dalla Lega, ma insomma adesso è abbastanza chiaro, semplicemente perché non poteva operare all'interno della Lega e non aveva campo aperto, campo libero, e Vannacci per definizione, se anche un generale vuole agire, e lì non poteva farlo. Grazie ad Angelo Lippi di Futuro Nazionale, buon lavoro. Grazie. E adesso andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Tiziana Cimolino di Alleanza Verdi Sinistra. Allora, abbiamo cambiato ospite e con noi Tiziana Cimolino di Alleanza Verdi Sinistra, grazie per essere tornata nei nostri studi. Assieme alla dottoressa Cimolino affronteremo problemi collegati alla politica, ma anche problemi collegati, diciamo così, anche al nostro vivere sociale, a partire, io direi, da questa ondata di caldo che sta per abbattersi sulla nostra città come su parecchie altre città del nostro paese. La dottoressa Cimolino è medico, per cui può darci anche delle indicazioni pratiche su come affrontarle. Io direi però, se è d'accordo dottoressa, diciamo, così scompaginiamo un po' le carte, diciamo che cosa non si deve fare per affrontare il caldo. Cioè magari ci sono delle cose che uno dice, boh vabbè, e invece è proprio la cosa peggiore da fare. Qual è secondo lei, insomma? Beh, intanto secondo me la cosa peggiore è non bere acqua, che forse l'idratazione è una delle cose più importanti che ci dimentichiamo ogni giorno. Io continuamente continuo ad avere degli incontri con persone che poi gli dico, ma ha bevuto abbastanza acqua? E questa dice sì, e dopo il marito o chi sta con lui dice no, perché effettivamente noi non controlliamo mai quanta acqua beviamo, però d'estate è importante naturalmente bere acqua. Questa è una delle indicazioni che vengono date a tutti, però ci sono delle cose che possiamo fare noi e delle cose che possono fare anche le istituzioni. Allora, diciamo che intanto è stato lanciato proprio in questi giorni una specie di allarme, nel senso che stiamo per andare in un periodo in cui ci sarà un'ondata di caldo, si parla di zona gialla, zona arancione, ma anche qualche giornata di zona rossa. È il periodo tipico. Giugno, luglio e anche diciamo una parte di agosto sono, almeno dalle nostre zone, i periodi più critici, i periodi con le temperature più alte, e spesso appunto non siamo preparati ad affrontarle, oppure le affrontiamo in maniera tale da comprarci i condizionatori, sì, da andare in qualche posto dove si usano, oppure la temperatura è più bassa, ed è anche peggio, perché talvolta, io non lo so, l'esperienza di tutti è quella di andare in autobus e si trova in una specie di frigorifero vagante e poi scendono naturalmente mal di gola e tutte queste cose qua. O anche in certi supermercati, devo dire la verità. Esatto. Allora la gente tenta di ripararsi, e infatti sono i momenti in cui c'è un afflusso ai centri commerciali e dove uno può in qualche modo trovare diciamo un ambiente idoneo, no? Però è anche vero che questo non è una cosa naturale, cioè nel senso fare questi sbalzi di temperatura possono essere addirittura peggiori, proprio perché il fisico non riesce ad adattarsi in tempi brevi all'uno e l'altro. Non so se è capitato, come diceva anche lei, uno va al supermercato, paf, si trova questo. Allora vediamo le signore che arrivano col golf per fare la spesa, no? Però insomma diciamo ci sono, come si dice, alcune cose che possiamo fare noi, quindi bere acqua sicuramente, cercare di trovare degli ambienti all'interno della nostra casa quindi che siano più confortevoli, quindi cercare di chiudere magari le finestre, restare un po' in ombra, non fare entrare il sole in questo caso, anche se il sole è una cosa bellissima e secondo me è anche terapeutica, anche se oggi effettivamente l'esposizione al sole viene un po' demonizzata per tutta una serie di problemi, però diciamo questo sarebbe importante. E dopodiché quello che possiamo fare noi è avere anche abiti che siano
abiti consoni, nel senso che per esempio le fibre naturali, quale il cotone o altri tipi di vestiti, sono molto adatti, mentre quelle plasticose generalmente sono quelle che si appiccicano, quelle che non fanno traspirare la pelle. E qui da noi naturalmente abbiamo la possibilità poi di andare al mare, e quindi andare al mare magari durante le ore o serali o mattutine. Infatti i nostri cittadini sono bravissimi, perché noi abbiamo tutta una cultura della balneazione, dove appunto dal Pedocin a Muggia, insomma, le signore vanno verso una certa ora per il massaggio alle gambe, tutte queste cose qua. Quindi bellissimo, diciamo però che a questo dobbiamo considerare che la città dovrebbe anche adattarsi piano piano a questa tipologia, perché sono stati fatti degli studi dove si sono valutati le mappature proprio del calore all'interno delle varie circoscrizioni, e noi dobbiamo dire che Trieste è una città fatta da una parte di una città verso il mare, e dall'altra una città contornata da un bellissimo Carso. Quindi ci fermiamo un attimo perché c'è una telefonata e poi dopo riprendiamo su questo argomento. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, sono Silvia. Buongiorno signora Silvia. Allora, io sono più o meno un po' le assomiglio, sono una che ama le battute, no? Allora, l'ospite di prima mi ha fatto venire un caldo da morire, cioè mi è andato il sangue in testa praticamente. Ecco, e quindi sarebbe bene non esporsi a certi discorsi sapendo che non si è d'accordo, perché si può rischiare appunto un colpo praticamente. Sì, parlavo di femminicidio, di quelle cose là, no? Ecco, quindi evitare lo stress, specialmente a una certa età, sapendo che quello che si prova sentendo quei discorsi è meglio evitarli e non ascoltarli, che tanto non servono. Bene, poi volevo fare invece un discorso serio dicendo che sì, quello che ha detto la signora sul freddo, esagerano, dappertutto mettono troppo freddo, e quindi è inutile e anche deleterio, perché basta abbassare rispetto alla temperatura esterna, abbassare di 3-4 gradi ed è sufficiente, insomma, per sentire un certo benessere. Invece si va direttamente dal forno al frigorifero. Punto. Poi volevo dire questo, io auspico davvero che le donne, ormai dopo tanti anni di emancipazione, di indipendenza, sapranno difendersi. Ma sapranno difendersi, io temo, e questo mi preoccupa, anche fisicamente, perché togliendo alle donne, a noi, i mezzi legali per difendersi, finiremo, io spero di no, io sono vecchia, insomma sarà difficile che mio marito mi uccida, ecco, però io ho paura che questo generi proprio una rivalsa fisica. Se non c'è la legge, tu ti difendi fisicamente. Io mi ricordo l'episodio che è rimasto emblematico in Italia di un padre che dopo aver aveva in casa la figlia con i 2 nipoti, e l'ex marito minacciava continuamente e faceva di tutte le angherie, e un giorno è arrivato sotto casa con una pistola e sparava contro il garage. Il padre è uscito col fucile da caccia e ha freddato l'individuo, e io vi giuro che non è nella mia natura, ma ho provato un sollievo enorme, perché quella donna era destinata a morire, e forse anche i figli. Quindi io ho paura che si crei questa atmosfera togliendo appunto i mezzi diciamo civili e argomenti di legge, insomma legali, ecco, non mi veniva la parola. Dopodiché spero veramente che questo nuovo movimento di Vannacci non abbia successo, ecco, non posso dire altro. Grazie. Grazie signora. Sì, ringrazio la signora, se volete dico anch'io 2 parole come medico. Facciamo così, visto che abbiamo la pubblicità delle 9:15, è brutto interrompere un ragionamento. Anticipiamo di 20 secondi e poi rispondiamo, e riprendiamo anche la questione però del caldo. Sì.
troviamo ancora. Allora, eravamo in debito di una risposta alla signora Silvia, che poneva la questione praticamente di la riassumo un po', di non toccare quei diritti che sono stati acquisiti proprio anche riconoscendo nel femminicidio un aggravante, ecco, insomma. Beh, diciamo così, io mi sono trovata sia per mestiere sia come donna, perché comunque rientro in quello che è il femminismo a tutto tondo anche per storia, diciamo a vedere queste giovani ragazze che danno ormai tutto per acquisito quello che è stato, senza neanche discutere tutto quello che negli anni, alla fine appunto degli anni 80, 90 eccetera, è stato insomma, è stato poi una conquista da parte delle donne, no? E oggi ci sono questi dubbi che vengono messi giù. Quindi il problema qual è? Intanto che è fondamentale l'educazione anche delle ragazze, che noi pensiamo sempre che tutto sia scontato, invece non è così, e discutere di queste cose, di quanto appunto è importante che la donna sia tutelata da quel punto di vista e ci siano anche delle leggi come queste che lo fanno, ma d'altra parte condivido anche il pensiero della signora Silvia, che diceva che talora quando si comincia a discutere queste cose ci può essere anche qualcuno che sconfortato comincia a fare giustizia da sé, e questo non è una buona cosa. Io dico la verità, almeno così ho imparato negli anni, una delle cose importanti sono l'educazione dei bambini e dei ragazzi in età adolescenziale, e per questo condivido anche l'importanza della scuola, dell'educazione nella scuola, ma anche quello che era il ruolo dei consultori per i giovani. E poi naturalmente è importante anche la solidarietà, perché una delle cose che si facevano negli anni 80, 90, eccetera, era quello che le donne vengono supportate dalle donne. Quindi incentivare quelle che sono le progettazioni per la tutela delle donne maltrattate o in fase di maltrattamento, oppure che hanno bisogno di essere tutelate da mariti o qualsivoglia situazione di violenza, come anche per i bambini. Ci sono già dei progetti, possono essere incentivati, e sicuramente credo che questo gruppo, cioè il fatto di rinforzare il gruppo delle donne su questo, ma anche come noi persone, se abbiamo qualcuno che vediamo in difficoltà, cercare di fare solidarietà, perché la relazione è importantissima proprio per far sì che quello che diventa il violento o è il violento non possa attraversare questa barriera ed arrivare alla sua vittima. Allora, intanto abbiamo un'immagine che ci ha mandato il nostro Gianluca Valenta, adesso la ingrandisco perché c'è stato un incidente in zona Via Locchi, proprio davanti alla sede dell'Allianz, che da quello che possiamo vedere in questa immagine ha coinvolto un motociclo e desumo anche un'automobile. Poi sicuramente ce ne occuperemo nel telegiornale. Sul posto ci sono la polizia locale e il 118. Non mi pare di vedere i vigili del fuoco. Questa invece è un'altra immagine che vi facciamo vedere. Allora, c'è una telefonata in linea, poi dobbiamo ancora tornare sulla questione del caldo, non me lo sono dimenticato. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo fare una nota alla dottoressa presente. Prego. Volevo solo sapere cosa ne pensa di tutti i ciclisti che scorazzano in città, anche sui marciapiedi. Tranquillamente, sui marciapiedi. Faccio un esempio, l'Agro Baviera Vecchia, e più o meno davanti ad Onda, dall'altra parte della strada. Sono quasi ogni giorno che bevo il caffè là, ne conto 2, 3, 4 in tempo di mezz'ora. Scorazzano proprio sul marciapiede, e non ho mai visto un vigile urbano, che fermi uno di questi, almeno che lo fermi. Voglio sentire il parere della sua ospite. Ok, sentiamo adesso, Certo. grazie.
Prego, dottoressa. Beh, io credo che la convivenza, naturalmente c'è un regolamento per quanto riguarda la strada e l'utilizzo della strada, e su questo naturalmente non ci sono dubbi, ognuno dovrebbe stare al suo posto. Però devo dire che la bicicletta è un bellissimo mezzo, però qualora ci sia una convivenza tra pedone e bicicletta, in questo caso bisogna dare la precedenza al pedone, quindi io credo che appunto non sia permesso poter andare sul marciapiede, questo già di fatto è una regola, però devo dire che in tutte le situazioni c'è sempre chi, chi lo fa, bisognerebbe naturalmente dire guarda, vai piano, anche perché anzi vai a piedi laddove ci sono persone che vanno a piedi, perché in questo caso è sempre molto pericoloso, perché anche una persona, e io ne vedo, che magari hanno un piccolo incidente con un ciclista, talvolta appunto vengono... Sì. Hanno dei danni o possono avere, insomma io ho visto persone che hanno avuto anche fratture o altro solo per essersi scontrati con un mezzo come una bicicletta, perché non correrà ma sicuramente è un mezzo che può creare danno, quindi sono d'accordo con col telespettatore, non ci dovrebbero essere, bisognerebbe, siamo pieni di telecamere a Trieste, siamo pieni di controlli, però naturalmente non possiamo neanche pensare che abbiamo un vigile ad ogni angolo della città, quindi i cittadini stessi potrebbero tranquillamente anche dire guarda non è permesso, oppure ci potrebbe essere qualche cartello vietato alle biciclette, così siamo sicuri, ma in realtà sarebbe ridondante perché il divieto già c'è, quindi sì, non è che possiamo mettere divieti e disegni e segnali in tutta la città. Sono anche quelli che vanno addirittura a contromano delle volte, quello è ancora peggio quando lo fanno sì, lungo le strade. Io ho visto una volta una roba incredibile, uno che scendeva correndo, fra l'altro, giù per via Capitolina, quindi una roba che non sta né in cielo né in terra. Insomma. Comunque, allora, c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo dire, a riguardo delle donne, come farete con le donne musulmane? Mi pare c'è stata questa manifestazione al Pedocin che praticamente le donne della sinistra, le femministe, si sono vestite per andare in acqua e dare coraggio alle donne musulmane. Questo mi pare una grande cosa. Il femminismo ormai è sparito completamente, non si sente niente difendere la donna dal punto di vista religioso della parte musulmana. È ridicolo che le femministe siano scese vestite in acqua al Pedocin con le musulmane vestite per dare loro diremo una mano. Ecco, grazie, buongiorno. Ok. Allora ringrazio il telespettatore perché ricordo quella manifestazione e ricordo appunto il fatto intanto che le triestine secondo me sono femministe a prescindere, perché ricordiamo che le donne triestine sono donne di polso, donne che sanno insomma come arrangiarsi, perché storicamente le donne di Trieste spesso erano sole, cioè nel senso che o avevano mariti che andavano in guerra oppure per mare o ricordiamo i marittimi e tutte le storie vicino, quindi tendenzialmente sono donne emancipate di per sé. Ricordo i famosi caffè in piazza Garibaldi dove c'erano tutte le signore che di mattina andavano a farsi il caffettino e giocare a carte insomma, se uno va un po' indietro ricorderà la zia, la mamma, eccetera, no? Quindi diciamo le triestine secondo me sono un po' particolari rispetto al resto d'Italia. Anche ricordo, e questo storicamente, che anche nella zona dalmata, perché per esempio tutta l'Istro-Veneta, le donne addirittura sono riuscite ad essere capitani di nave, e questa è una cosa molto strana, però succedeva perché in effetti andavano con i mariti per mare, e quella volta sulle navi si stava molto tempo, e quindi talvolta succedeva che la donna doveva prendere le veci del marito. Questo è successo da sempre. Ricordo che a Trieste avevamo anche le prime conduttrici di autobus e tutte queste cose qua. Quindi sinceramente io direi che qua le triestine si salvano. Dopodiché il problema delle donne musulmane è, intanto io le vedo continuamente e
hanno questi abiti che sono abbastanza pesanti, soffrono moltissimo dentro questi abiti, e io credo che il fatto di avere un bagno come ce l'abbiamo noi, il famoso pedocin, che dà la possibilità a queste donne di poter andare al mare con i propri figli, secondo me è una grande cosa, perché sarà quello che sarà, e ricordo che le triestine hanno difeso il pedocin, cioè la divisione uomo-donna al di fuori, cioè non c'è discussione, però appunto dà la possibilità a queste donne di poter avere anche loro un po' di benessere dall'acqua. Dopodiché che ci vadano vestite, che ci vadano col cappotto, che ci vadano come vogliono, perlomeno possono godere di questo. Le donne triestine che sono andate a fare quella manifestazione quel giorno, in effetti sono quelle che poi si mettono anche in toplex, che non hanno poi tutta questa voglia di mettersi tutti sto velame in testa o sul corpo. Ecco, per cui in realtà è stata una manifestazione di solidarietà per dare spazio anche a quelle che non hanno voce. Talvolta bisogna essere anche un pochino polemici per poter dare spazio a chi non lo trova, perché magari nella prossima generazione avremo delle bellissime bambine che correranno anche loro in costume da bagno, però in questo momento noi ci troviamo a lavorare con quello che c'è, e quindi dobbiamo rispettare tutti e dare la possibilità di godere di questa Trieste e il suo mare, secondo me, anche a chi ci va vestito. Se ho colto però nella telefonata del telespettatore c'era una vena polemica, perché diceva forse diciamo così, nei confronti delle donne musulmane le femministe italiane sembrano più trattenute, insomma, nel senso non fanno quello che si dovrebbe fare. Se interpreto, io ho un po' di esprima al tournée. Allora, io non so cosa intenda si dovrebbe fare, però diciamo che su questo tema ci sono proprio delle divisioni a livello mondiale sulla visione di questa situazione. Vale più la tradizione o vale più l'emancipazione? È un problema di cui si sta discutendo. Io credo che sinceramente bisognerebbe dare la possibilità, io chiamo emancipazione, però sicuramente sono cambi culturali. Bisogna misurare un attimino questa situazione, cercare di venire incontro creando aperture affinché poi sia possibile avere questo incontro culturale. Io sono di questo avviso. Molte donne, io vedo per esempio negli ambulatori, nei luoghi dove ci si trova, sono sicuramente più avanzate talvolta rispetto anche a quello che si pensa, perché effettivamente conducono degli stili di vita che sono quasi i nostri. Fanno fatica perché noi vediamo comunque delle persone che non è che alcune, come diciamo, sono magari universitari oppure comunque studenti, eccetera, ma molte, soprattutto donne che arrivano qui in Italia, sono persone che non hanno addirittura scolarità. Io ho incontrato per esempio delle signore che a un certo punto avevano 3 figli e non sapevano né leggere né scrivere. Talvolta queste si fanno aiutare da questi bambini che vanno a scuola, che diventano mediatori, non solo diventano mediatori di vita, sì. Ecco, no? Cioè, anche questo è un grosso problema. Bisogna cercare di risolvere i problemi, vederli, guardarli in faccia e risolverli. È inutile scontrarsi. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Carissimi, buongiorno. Buongiorno. Una piccola osservazione su quanto è stato detto prima sul traffico ciclistico in città e nel comune di Trieste in genere, quindi anche sull'altipiano. Io ho osservato, e non credo di sbagliare molto, di uscire molto dalla realtà, che la gran parte delle biciclette sono prive di avvisatorio acustico. E questo è contro la legge, perché l'articolo 68 del codice della strada prevede per le biciclette l'obbligo di avvisatorio acustico, e non solo, ma la potenza dell'avvisatorio acustico deve essere tale che a 30 metri di distanza vengono percepiti almeno 30 decibel, e questo per motivi di sicurezza che è troppo lungo da spiegare adesso. Quello che potrebbe essere ancora più serio è che se ci sono tante biciclette prive di avvisatorio acustico, potrebbe anche darsi, ma questa è solo un'opinione, che ci siano negozi
che vendano irregolarmente biciclette senza l'avvisatore acustico. Questo è un problema che forse il Comune e le forze dell'ordine dovrebbero prendere in considerazione. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ok, grazie. Beh, interessantissimo lo spunto del nostro ascoltatore. Sicuramente io non ci avevo pensato, però perché uno ha il campanello, non so quanti decibel arriva, però insomma sicuramente ha ragione lui, anche perché poi tutta la filiera della vendita eccetera del campanello sicuramente può essere importante. Quello che volevo dire è che invece la bicicletta è un bellissimo mezzo per poter avere autonomia, e proprio nell'associazionismo, devo dire, già l'altro anno avevamo come associazione BioEst insieme alla FIAB creato dei momenti di ciclo-officina, cioè dei momenti in cui si imparava a riparare la bicicletta, a tirar fuori la bicicletta dalla cantina, perché ogni estate succede che uno tira fuori la bicicletta dalla cantina e quindi deve in qualche modo rimetterla in sesto, quindi la catena, i freni, i controlli, le gomme, eccetera. Quindi avevamo creato questi momenti. Quest'anno lo faremo ancora, è in progetto sempre con la FIAB, però di portarlo direttamente magari in qualche piazza triestina, perché i ragazzini, è bellissimo, appunto io ho visto questi cerchi dove appunto questi ragazzini si autoaiutano, quindi fanno formazione tra pari, ma naturalmente c'è sempre qualcuno che è abile in questi lavori, perché bisogna sempre avere una guida, però può essere un aiuto. Io ho visto nelle esperienze precedenti, per esempio ai Puffi anni fa avevamo fatto una progettazione con le microaree di questo tipo, e quando abbiamo detto tirate fuori le biciclette rotte ci è arrivato di tutto, cioè effettivamente molto spesso nelle famiglie si compra la bici nuova, ma poi il bambino o il ragazzo quando la rompe, anche per cose stupidissime, non riesce a fare la riparazione, no? Questo è una cosa molto, e culturalmente diciamo una cosa importante, perché riparare è sempre una cosa importantissima. Quindi credo che secondo me queste progettazioni, queste cose che rivedremo a breve siano molto importanti, perché bisognerebbe imparare a riparare tutto. Soprattutto quando poi esce la catena della bici mentre sei in mountain bike. E se no compra e getta, e questo è bruttissimo. Vediamo delle biciclette buttate che in realtà sono insomma, biciclette quasi nuove. In effetti insomma molti sono venuti ad autoripararsi nei precedenti laboratori. Sì, è simpaticissima. Allora sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, anche alla dottoressa Cimolino. Allora io volevo dire una cosa: la grossa problema delle donne islamiche che dall'altra parte per la metà delle donne che non erano d'accordo, no? E il discorso era un discorso di igiene, e nessuno come lei, che è una dottoressa, può capire. Le donne islamiche non è che si andavano nei spogliatoi e si mettevano il burkina indifferente per entrare in acqua, no, loro entravano in bagno e come andavano a prendere l'autobus e venivano da casa, si bagnavano e entravano in acqua. Era una questione igienica la storia, no? Cioè, uno può mettersi il tipo di costume vuole, anche vari chiamano proprio il burkina, no? Nessuno dice niente, però io quando vado alla lanterna non è che vado in braille curte o in calzoni, in autobus e dopo direttamente vado in acqua. Vi cambio, perché anche ci sono bambini anche lì. E il grosso problema quella volta, io mi ricordo, è stato proprio per questa ragione. La ringrazio, dottoressa. Arrivederla. Ok, prego. Insomma, in questo caso io direi che bisognerebbe prendere precauzioni tutti quelli che hanno malattie della pelle, malattie di qualsiasi tipo, perché la gente va al mare com'è. Quindi sia per quanto riguarda i vestiti, che può essere una criticità quella che la nostra signora ci sta proponendo, però insomma diciamo che al mare generalmente ci vanno un po' tutti, ci sono quelli che hanno malattie micotiche oppure che hanno malattie di tipo batterico. In realtà non possiamo fare un controllo tu sì, tu no, tu sì, tu no. In effetti ognuno porta quello che ha.
però insomma io vorrei ritornare un attimino forse al discorso del caldo, che forse ci aiuta di più, ecco, e un allora, po' facciamo ai una cosa, cambiamenti della città. Credo che ci sia una telefonata in linea e dobbiamo andare in pubblicità, quindi vediamo se... Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo appunto al discorso del caldo. Allora, dobbiamo parlare del caldo, però c'è ancora una telefonata in linea, allora sentiamo la telefonata, rispondiamo alla telefonata e poi parliamo del caldo. Bello sarebbe che la telefonata parli del caldo, così ci aiuta, però proviamo. Buongiorno. No, proprio questo volevo parlare. Intanto buongiorno Bosazzi e la sua ospite. Prego. Allora, io volevo andare su una situazione pratica che anche l'altro anno avevo telefonato per questo. Allora, penso che sarebbe utile, già che siamo arrivati al 20 giugno e avendo in prospettiva 35 gradi a fine settimana, allora questo quel che volevo dire alla dottoressa, che sarebbe molto utile e non costerebbe tanto per il comune, di creare le famose isole del fresco per tutelare i nostri veceti, perché anche noi veceti, ma specialmente i veceti che magari a fare la spesa e magari soffri da me, diventa una grossa sofferenza anche fare andare a cercare i tocchi del pane e il latte, deve fare dei gazebi dove chiamiamola l'isola del fresco, dove magari se poi c'è una bottiglietta di acqua può sentarsi il vecetto chi che ha difficoltà e magari che sia qualcuno che magari non so che fa la pressione e gli aiuta per quel che riguarda una situazione del genere. Già che a Trieste avremo 70.000 veceti dai 60 in su e rioni, faccio un esempio, se uno fa l'avventura e dovessi passare a 35 gradi Piazza San Giacomo, per un veceto diventa un'impresa. Dunque da mettere degli gazebi dove che se poi il veceto può sentarsi, poi avere un aiuto di qualche uno, avere la bottiglia di acqua, ciapaffiare e magari dopo va a casa tranquillo. Questa è la mia proposta. Buona giornata. Grazie, grazie. Allora, così possiamo... Bravo, è proprio là che dovevamo arrivare, insomma, solo che stiamo facendo tutto il percorso. Sì, ne anticipa. Allora, diciamo che praticamente noi stavamo valutando quelle che erano le criticità, cioè questo aumento di temperatura che non solo è in tutta la città, ma in alcune parti, come appunto è stato detto adesso, è più sentita, è più forte, perché si formano queste isole di calore. Stavo dicendo appunto che c'è un lavoro fatto da Legambiente Trieste che ha fatto una valutazione proprio sulla situazione a Trieste nei vari rioni e ha valutato che alcune zone sono proprio a rischio, cioè si formano degli spazi dove la temperatura è ancora più alta rispetto a quella che della zona intorno, proprio perché c'è un uso di materiali inadatti, quindi dei materiali che assorbono calore e poi devono rilasciarlo, come per esempio alcune piazze, alcune situazioni soprattutto del centro città, ma anche delle periferie, perché noi abbiamo delle periferie, per esempio nella settima, il lavoro di Legambiente ha diviso la città in circoscrizioni e ne ha valutato le varie situazioni. Qui diciamo che sicuramente anche per esempio circoscrizioni dove ci sono tante densità abitativa e anche c'è stata tanta cementificazione, sicuramente sono quelle più a rischio. Infatti una delle regole dell'OMS, ma questo in generale, è la famosa dei 3-30-300, che sono 3 per il tuo benessere dovresti vedere da casa tua almeno 3 alberi, cioè dalle finestre di casa tua, 30 dovresti avere almeno, aspetta che mi ricordo neanche io bene, ma insomma 300 è un giardino almeno a 300 metri, quindi un'area verde, e 30 invece vivere in un quartiere con almeno il 30% di copertura arborea. Questo sarebbe il benessere per tutti, 3, 30,
300. Sono lì a posto. È una regola abbastanza... 3 alberi dalla finestra io non so quanti li vedono, però insomma è già un benessere. D'altronde la casa vale di più se è vicino a una zona alberata. Dopodiché con tutti il bene e il male che possa essere dall'albero di condominio o l'albero della città. Però questo sarebbe importante, creare delle soluzioni, o perlomeno noi si cerca di dare una direzione, no? Perché l'ambientalismo studia sia Medici per l'Ambiente, sia Legambiente, tutto l'associazionismo fa un lavoro anche di studio proprio per trovare delle soluzioni. Allora nell'architettura diciamo della città urbanistica ci sono delle soluzioni che in questo momento vengono adottate. Per esempio si pensa di fare dei corridoi naturalmente utilizzando molto verde, in maniera che ci sia ombreggiatura, e laddove non si possono mettere piante, perché non è che in tutta la città si possono mettere piante, si possono fare con dei teli, come è stato detto dal nostro ascoltatore, o con delle coperture che possono essere in sicurezza. Sicuramente bisogna valutare l'età delle persone, perché una persona di 70 anni camminerà molto meno di uno di 20, e quindi considerando l'invecchiamento della nostra popolazione sicuramente questi devono essere adeguati agli spostamenti, ma anche dove devi andare, cioè se hai un percorso dove hai un rione con la posta, con il servizio pubblico eccetera, questo deve essere adeguato. Quindi laddove non c'è possibilità di verde orizzontale bisogna anche pensare al verde verticale, quindi far diventare murature ed altro degli spazi verdi, perché anche questi possono essere molto utili. Quindi c'è una progettazione della città rivista proprio con un occhio per quanto riguarda questo aumento di temperatura, cioè una mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Questa è una cosa che sta entrando piano piano e che l'ambientalismo ha portato insomma in primo piano affinché poi la politica, l'urbanistica eccetera si adegui, e sono delle soluzioni molto importanti. Dopodiché per esempio si pensa a degli spazi sociali, perché gli anziani che stanno a casa da soli, come hanno il problema del freddo, hanno il problema del caldo, e quindi degli spazi sociali dove le persone, come diceva il signore, ma non solo un gazebo, anche proprio dei diciamo ex negozi, ne abbiamo tanti di spazi vuoti, dove si possa trovare appunto un qualcosa da bere, 2 chiacchiere eccetera, quindi un aiuto alla socialità. Questo potrebbe essere sicuramente un progetto comunale, regionale o qualsivoglia. In molte città stanno proprio ricostruendo le città in questo modo. Quindi quando bisogna rielaborare in qualche modo, bisogna rivedere la città, perché magari ci sono nuovi insediamenti, oppure perché si vuole rimettere a posto un giardino eccetera, bisogna cominciare a pensare in questo modo. Questo è uno spunto che viene dato appunto da tutto il mondo ambientalista a rivedere un po' non solo il verde e la costruzione, diciamo, per quanto riguarda la situazione proprio ambientale, ma anche questo ne va anche della salute delle persone, e poi naturalmente anche darà un modo diverso di socializzare. Quindi gli anziani non andranno più al centro commerciale 8 ore seduti sulla panchina, oppure i ragazzi faranno gruppi al centro commerciale, ma ci potrebbero essere delle situazioni, un riuso per esempio degli spazi pubblici estivi come le scuole o tutto quello che viene chiuso durante l'estate a favore di una socialità, e lì si può intervenire proprio con questi mezzi, cercando di utilizzare sempre meno, perché io ricordo le vecchie strutture che noi abbiamo con dei bei muri grossi, talvolta non hanno neanche bisogno del condizionatore, ecco, mentre abbiamo delle case nuove dove abbiamo dei muri fatti di 10 centimetri meno, e naturalmente rimanere in casa significa fare la sauna. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Chiedo scusa delle monade che dico. Buongiorno signor Gino. Quasi Gianni. Gianni, sì, chiedo scusa. No, Gianni. Saluto la dottoressa, non so perché la mega fatto venire con quel 333 un pensiero. L'albero cresce a Brooklyn di Betty Smith,
mi ha fatto vedere questo pensiero qua, dell'albero cresce a Brooklyn, un albero cresce a Brooklyn, non so, è un romanzo americano del 37 sarà, se non sbaglio, che comunque secondo me interessante, mi devo trovare bello. Comunque avevo domandato già prima, scusa delle monade. Grazie. Grazie al signor Gianni. C'è stato anche un film, credo, non vorrei sbagliare, ma forse addirittura il film era con Sinatra, ma questo posso sbagliare. Allora si dice, no, è il primo film diretto da Elia Kazan. No, non c'è Sinatra. E vediamo se è un po' lunga la trama, non riesco insomma, io non lo so, devo dire, mi dispiace, non ho letto questo libro, magari adesso prendo nota e andrò a leggermelo, però adesso mi è fatto venire in mente, per esempio, l'uso degli alberi in città, no? Vediamo delle situazioni diverse, vediamo per esempio Piazza Goldoni con quei poveri alberi fatti a cono, o non so, potrei dire anche in altro modo, che fanno sicuramente molto poco ombra, e possono essere anche simpatici, vogliamo dire, mentre la scelta che è stata fatta di mettere quel bellissimo bagolaro in largo Barriera. Io non so se ve ne accorgete, ma per esempio quell'albero che è stato messo là è stata una scelta proprio bellissima, perché certo è un albero che cresce e darà problemi per la crescita, però è un albero forte, un albero che dalle nostre parti sicuramente resiste, perché diciamo che il verde pubblico ha questa sensibilità in questo momento, per altre cose magari forse no, ma per questo sì, le nuove alberature, e dà non solo diciamo con la sua chioma, l'ossigeno e tutto quello che vogliamo, ma un'ombra a tutta quella zona. E non so se vi ricordate, Largo Barriera era sempre una zona molto assolata. Con quell'albero c'è tutta una zona ombrosa di cui ne ha preso anche il beneficio i locali che sono in quella zona là, perché la gente va a sedersi all'ombra dell'albero. Quindi ci sono delle scelte particolari, no? Cioè, non è che mettere gli alberi in città significa fare delle piccole coroncine o fare solamente giardinieri di aiuole. Può essere anche il grande albero, infatti adesso si sta pensando proprio a questo, abbiamo avuto anche delle indicazioni, perché durante l'anno vengono fatte dei corsi, delle formazioni anche per le persone in genere che le associazioni si occupano di fare, e ospiti sono persone come dirigenti regionali oppure responsabili di questo settore nei vari enti, che proprio danno anche dei suggerimenti. In effetti, per esempio, questa cosa della scelta del grande albero che possa dare tutti questi benefici è una linea di scelta che in questo momento comincia ad essere percorsa dagli enti pubblici. Tant'è ancora, per esempio, la tutela, in questo caso degli alberi, si è cominciato da alcuni anni, quando si fanno per esempio lavori come vediamo adesso continuamente nella strada, tubature, perché prima aprono per l'acqua, dopo per l'elettricità, poi le linee elettriche, poi tutto quello che vogliamo. Ci sono proprio dei metodi che vengono usati per non rovinare le radici degli alberi. Un telespettatore sulla questione degli alberi, devo dire la verità, che è un po' controversa. No, non riesco a capire bene, ma comunque per esempio sottolinea quello che è in atto a Grignano. Ah, assolutamente, assolutamente. Infatti noi come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo proprio un'interrogazione nazionale da parte di Bonelli, proprio perché non solo sono alberi di Grignano, uno dice ma sì, stanno a Grignano invece di stare al Campo San Giacomo, ma è per il fatto che comunque Grignano fa parte di quella che è la zona conosciutissima di Miramare, e quindi è uno sfregio in qualche modo a una specie di monumento nazionale. Cioè, ricordiamo che Miramare è
uno dei siti più visitati in Italia, proprio per la sua bellezza, eccetera. Fare questo scempio sicuramente è una scelta sbagliata. Dopodiché bisognerebbe un attimino, ci sono i tempi ancora per poter discutere, e credo che bisogna, rispetto a queste scelte sconsiderate, mettere proprio un peso e cominciare a ridiscutere questa modalità, insomma. Allora, per quanto concerne... no, c'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Per cortesia volevo sapere se siete al corrente di quella manifestazione che si svolge oggi e se sapete a che ora in via Ghega ho sentito. Lei intende la manifestazione, diciamo, antifascista? Sì. Mi pare che incominci alle 19. Ah. Ed ha un percorso molto articolato in città, ne abbiamo parlato prima con... non ho sentito prima, sì. Guardi, alle 19 dice? Rimanga in linea che magari riesco a... Eccolo qua. Le faccio vedere la pagina del Piccolo dove dà un po' conto anche del percorso. Si parte da Riva Traiana, varco numero 1 del porto, via Ottaviano Augusto, Lazzaretto Vecchio, piazza Venezia. 19 parte? Com'è? Ore? E parte alle 19. Ah, bene, bene. Questo allora è un po'... non mi interessa altro perché mi serviva per questa mattinata, No, diciamo. alle 19. Perfetto, la ringrazio tanto. A lei, arrivederci, buona giornata. Buongiorno. Allora, questo abbiamo fatto. No, c'era invece, mi interessava questo, perché l'avevo visto, è una mail che era arrivata già alle 9:19, però non riuscivo a leggerla. C'è una sorta anche qui di vademecum per gli anziani con il caldo, e tra le tante cose la persona dice far la spesa nel primo mattino, anche se uno magari ha un'altra abitudine, bere anche se non si ha sete. Questo poi è un discorso, appunto, come diceva la dottoressa, che bere bisogna farlo sempre, è un problema, soprattutto perché gli anziani poi perdono anche il senso della sete, ma soprattutto, eccolo qua, essere in contatto periodico e costante con un parente o un vicino di casa affidabile a cui appoggiarsi in caso di necessità. Sì, questo vale essere... per tutto l'anno, cioè nel senso che sì. caldo o freddo, molte volte ci si trova di fronte all'anziano a cui si dice: ma signora, ha qualcuno vicino che possa misurarle la febbre o aiutarla a misurare la pressione o a magari darle un po', qualche genere alimentare, perché magari questo non riesce ad uscire, e diventiamo tutti sempre più anziani, sempre più vecchi, e proprio per questo la progettazione sociosanitaria va in tal senso, ma non riesce sicuramente a coprire tutte le esigenze, perché proprio alcuni anni fa era stata fatta una valutazione che nella zona di San Giacomo Ponziana le famiglie cosiddette formate da una persona con un'età superiore ai 65 era praticamente la norma, quindi noi troviamo tantissimi appartamenti pieni di persone che vivono da sole e che naturalmente hanno tante esigenze, perché poi saremo autonomi e speriamo, come dire, tutti quanti di morire sani, però succedono dei momenti in cui uno ha bisogno. Quindi la solidarietà, come dicevo, la relazione è la prima cosa, quindi spesso creare, come si faceva una volta, creare relazioni all'interno dello stesso condominio, relazioni all'interno della stessa zona. Proprio per questo, come si diceva prima, per la socialità è utile avere degli spazi, perché laddove ci sono degli spazi per poter fare magari cene comuni, momenti comuni, eccetera, sicuramente è più facile creare
delle relazioni tra le persone che poi diventano di autoaiuto. In effetti sia inizialmente i progetti di microarea, ma anche naturalmente le progettualità delle case ATER, per esempio, erano quelle di creare degli spazi comuni laddove si poteva utilizzare, ma anche nel privato c'era stato questo tentativo. Dopodiché possono essere spazi interni come spazi esterni, perché ricordiamo, vediamo, non so, l'esempio di Borgo San Sergio creato negli anni 60, gli spazi esterni c'erano e c'era anche tutta una serie di spazi che potevano essere utilizzati, la famosa scuola Rolli, che poi è diventata insomma la scuola rionale, ma serviva tutta una serie di cose, c'era tutta una serie di progettualità legate ad essere dei servizi. Spesso poi con l'edilizia selvaggia dagli anni 70 in poi queste cose sono state sacrificate e ha fatto sì che la città non servisse più a questo. In effetti invece bisogna proprio partire dai singoli e dall'insieme dei singoli. Quindi diciamo, quanto riguarda l'ecologia, ma riguarda anche il sociale, sono cose che vanno a braccetto, perché sicuramente questo dà la possibilità a tutti di avere un vicino, una parola, due chiacchiere. Una volta la gente andava nei negozietti rionali a fare 4 chiacchiere e passava tutta la mattina, però alla fine questo serviva a sapere le cose degli altri, che oggi magari qualcuno direbbe anche no, però serviva anche a sapere che la signora Maria non era uscita di casa quella mattina, che doveva andare nel solito negozio, e quindi qualcuno anche se ne preoccupava. Oggi effettivamente finestre chiuse, porte chiuse e non si conoscono neanche i vicini di casa, e invece forse bisognerebbe ritornare a un modo forse più antico, però sicuramente più salutare. Allora, ci abbiamo verso la conclusione. Da qualche settimana in qua Sveglia Trieste finisce alle 10:15. Volevo chiederle, si incomincia un pochettino già a guardare alle prossime elezioni comunali che saranno nella prossima primavera. Adesso poi ne discutevamo prima, anche si parla di una data l'11 aprile per eventualmente le politiche anticipate qualora si decidesse in tal senso, ma insomma comunque al di là di date possibili si vota comunque nella prossima primavera. Secondo lei quali dovrebbero essere i punti al centro della prossima campagna elettorale? Beh, diciamo che noi come AVS abbiamo aderito a questo gruppo, almeno a Trieste, per quanto riguarda questo futuro in comune, che è questo gruppo fatto un po' da tutte le forze politiche. Il campo largo. Esatto, questa specie di campo largo, dove si stanno già discutendo dei temi per quanto riguarda appunto il programma. Sicuramente sono temi basilari, ma si parla di salute, si parla di abitare, si parla anche di sicurezza, ma i temi in questo momento è economico, cioè nel senso che le persone fanno difficoltà. Dobbiamo renderci conto che effettivamente tutti cominciano a parlare di salari bassi e di case che costano troppo, oppure di una possibilità sanitaria che non c'è e un sociale che non riesce a tenere. Quindi sicuramente la nostra proposta, ma da sempre insomma come Alleanza Verdi-Sinistra, è quello di guardare al sociale e guardare appunto anche, essendo verdi, a guardare anche all'ecologia della città, che vuol dire soprattutto salute, e quindi è un ritorno dall'altra parte. Quindi credo che i temi fondamentali siano questi, quindi casa, lavoro, perché poi vediamo anche nella nostra città ci sono delle problematiche delle industrie che in questo momento stanno lasciando, e poi naturalmente sociale, che è la cosa più importante, perché abbiamo una difficoltà proprio nella gestione. Vediamo in questo momento è stato lasciato un po' troppo indietro questo tema del sociale, che deve essere ripreso con più forza e con modalità nuove. L'altra settimana con il segretario provinciale della CGIL ci siamo occupati proprio a Sveglia Trieste del turismo. Sì. Come vede AVS questo sviluppo turistico della città, che comincia a mostrare, non voglio dire, adesso vorrei che sia chiaro, non parlo tanto di crepe, però ci sono anche delle piccole contraddizioni che
poi nascono sempre quando una città comincia gradualmente o di colpo ad affermarsi come città turistica. Beh, io credo che Trieste sia una città bellissima, per cui è logico che il turismo c'è. D'altronde siamo anche vicini a Venezia, per cui facciamo gola anche a tutte le sponde dei traghetti che arrivano a Trieste per poi portare turismo anche a Venezia. Insomma, siamo un punto particolare e quindi c'è un turismo vivace. Ricordo che dagli anni in cui c'era ancora il sindaco Cosolini, poi c'è stata una ripresa incredibile di questa idea del turismo a Trieste. Io, non solo io, ma insomma diciamo le forze politiche che in questo momento rappresento, vedono nel turismo sicuramente un'opportunità, ma anche un'opportunità da gestire nel modo giusto, perché dobbiamo anche renderci conto che il turismo non sono solo quei 40 metri davanti alle rive con un sovraccarico per le strutture che ci sono e anche per delle difficoltà per chi abita in quelle zone, perché è anche bello abitare in quella zona, però deve essere anche un'opportunità per tutto quello che la circonda. Trieste ha tante cose da vedere, non solo, come dicevamo prima, Castello di Miramare, San Giusto, perché quello è il famoso turismo del Gran Pescampa, no? E invece è così, invece naturalmente bisogna far sì che i pacchetti siano pacchetti che valorizzano un po' tutto il territorio, quindi deve essere un turismo un po' più lento, un turismo che possa girare anche nei territori limitrofi, dando anche possibilità a chi sta sul Carso, a chi sta nelle zone intorno, di poter mostrare le proprie, insomma, le proprie ricchezze. Uno dei problemi collegati al turismo, verrebbe a dire anche non solo, però, stante le dimensioni, è quello del traffico e dei posteggi. Questo è un grosso problema. Lei poi ha lo studio in una zona che è abbastanza interessata da sì, se cammini per Cavana, talvolta durante le giornate non trovi uno che parli italiano, ma questo può essere anche simpatico, perché così almeno vabbè. Però effettivamente c'è un traffico più importante, perché sono zone in cui si parte per questi traghetti, che poi sembrano 2, 3, non so, il nostro sindaco ne voleva 6, io credo che bisognerebbe avere una misura sulle cose, come sempre, insomma, perché non è possibile naturalmente puntare tutto su una cosa, bisogna diversificare e quindi anche il problema delle auto e il problema naturalmente dei mezzi. Qui sicuramente abbiamo spostato parcheggi in vari posti, hanno deciso di metterli da una parte, poi hanno spostato per i traghetti dall'altra. Credo che bisognerebbe fare un piano che sia un piano insomma, che duri nel tempo, cioè non delle cose che adesso si fa così, poi si cambia colà, anche perché effettivamente, insomma, se vogliamo avere anche un turismo di questo tipo bisognerebbe gestirlo, mentre per esempio io ho visto anche in questi giorni 2 navi erano sul nostro, con tutto l'inquinamento che può comportare, anche se parleremo di elettrificazione delle panchine eccetera, e poi ce n'era una sul Molo Settimo. Io non so dove andassero questi turisti del Molo Settimo a vedere insomma un po' di container, però non so se è giusto dare questo, cioè portarli in quel luogo, ecco. Quindi secondo me va bene prendere tutto, ma insomma io credo che bisogna pensare anche alla salute dei cittadini che stanno a Trieste, all'inquinamento che può dare e quindi pensare come mitigare questa situazione, e naturalmente anche per quanto riguarda il sovraccarico di quelle zone, dai parcheggi al fatto che poi quando arrivano queste navi nessuno può mettere naso sulle rive, insomma. Allora, abbiamo tempo ancora, 5 minuti, occupiamoci adesso di un'iniziativa di Bioest di questa sera? Sì. Beh, insomma, Bioest, che in questo caso io faccio parte di questa organizzazione, si occupa tutto l'anno di fare varie cose. L'ultima così che abbiamo pensato, dopo un mese che giriamo per i boschi di Trieste a cercarle, abbiamo trovato dei bellissimi posti dove ci sono le lucciole. Allora, la lucciola secondo me è un animale quasi magico, un insettino magico, perché è particolare, cioè l'emozione che dà
stare in un bosco scuro con le lucciole è una cosa fantastica, perché appunto vedi queste lucine che volano da una parte all'altra. Allora questa sera avremo l'opportunità, con una visita guidata ma fatta per bambini, per adulti, per vecchi, perché in realtà non si cammina tanto, cioè porteremo le persone a vedere le lucciole. Naturalmente sarà di notte e quindi sarà alle 9:30 di sera e ci troveremo nel parcheggio del boschetto, quello sopra al giardino ortobotanico. Ecco, cosa faremo? Praticamente ci sarà un attimino 2 chiacchiere sulle lucciole e poi andremo a vederle, perché anche da un punto si mette insieme l'idea della lucciola come fatto romantico, perché è simbolo anche dell'amore, eccetera, al fatto anche del ecologico. Perché? Perché la lucciola sta in particolari ambienti, sta in ambienti naturalmente scuri e poi naturalmente non inquinati, perché le lucciole si vedevano dappertutto e poi invece con diserbanti, eccetera, sono state uccise anche loro e quindi ce ne sono poche. Seconda cosa, l'inquinamento delle luci. La città è piena di luci. Io so che a tutti piacciono le luci, però ci sono anche dei posti dove le luci potrebbero non esserci, perché troppa luce in questo caso può diventare anche un inquinante, perché chi abita quei luoghi, per esempio animali che dovrebbero non avere la luce durante la notte, quindi le lucciole non stanno dove c'è inquinamento, chiamiamolo inquinamento o luce dovuta a lampioni che si trovano in mezzo al niente e quindi naturalmente questo è anche una visita ecologica che stimola la sensibilità delle persone a quello che è il salvare la natura di per sé e quindi anche tutti gli animali che vi abitano, e soprattutto se vedrete queste lucciole vedrete anche che forse quando vedrete un lampione in mezzo a un bosco che non c'entra niente, forse sarebbe meglio camminare anche un po' al buio, insomma, in tutta sicurezza. Quando ci sarà invece, perché io poi perdo un pochettino tutti questi appuntamenti. Ne facciamo 3 a settimana ormai. Ma quello, diciamo, cos'è? Orti Tergestini, no? No, Orti Tergestini è già stato. Il BioEst lo abbiamo fatto e l'abbiamo anche pubblicizzato, okay, allora, ed è andata benissimo. Adesso faremo le serate in Varosandra, sempre come associazione, faremo nelle giornate di luglio, di solito alla sera, il martedì, delle piccole conversazioni con esperti di speleologia, di montagna, di Varosandra, anche faremo qualcosa, spero, con il nostro Muzio sulle stelle, delle piccole chiacchierate serali nel rifugio più basso d'Italia, il rifugio Premuda, e ci troveremo in questi luoghi a chiacchierare, e sono luoghi che danno una cornice bellissima a questi momenti conviviali, ma fondamentalmente è convivialità in un luogo che anche quello naturalmente è un luogo da tutelare. Grazie allora a Tiziana Cimolino di Alleanza Verdi Sinistra per essere stata con noi, buon lavoro. Io ringrazio i telespettatori che hanno scritto e che hanno telefonato, vi ricordo gli appuntamenti: l'anteprima del telegiornale alle 13, il telegiornale delle 13:20, poi Trieste in diretta alle 17:55, il telegiornale delle 19:30 e quindi l'appuntamento con Ring intorno alle 21:10. Grazie davvero, buon proseguimento di giornata, ci vediamo più tardi, arrivederci. Arrivederci.